Buongiorno a tutti, siamo in diretta streaming sul canale YouTube di Condifesa TBB di Treviso Vicenza Belluno. Ci troviamo qui per il 20° anno che riguarda il forum fitoiatrico, promosso sempre dal Condifesa di Treviso Vicenza Belluno. Abbiamo iniziato nel 2007 in quel di Ormelle, un pomeriggio di marzo, con l'allora assessore Michele Zanardo, che ora è presidente Comitato Vini DOP AGP, presidente nazionale, quindi un po' di carriera l'ha fatta. Si scusa che non è potuto venire, ha una diretta con il Ministero questa mattina, quindi non è potuto intervenire. Comunque è giusto ricordarlo perché è stato il primo che ci ha ospitato 20 anni fa. Ci sono diverse società che erano presenti allora, erano 12 società, ne ricordo una, la Singenta, è giusto ricordarla perché tra l'altro Marco Pravisano, che è il tecnico che rappresenta giusto questa azienda, non so se è l'unico che è sempre stato presente tutti i 20 anni, che dopo ha detto è una cosa tra di noi adesso che ci offre il pranzo, quindi siamo ben lieti di accontentarlo. Io non mi dilungo, naturalmente qui siamo ospiti della scuola Giambattista Cerletti. Parlerai te dopo di 150 anni, tutti i lavori stanno facendo, eccetera, che ti hanno preso negli ultimi anni, non da poco. E quindi do subito la parola alla preside Maria Grazia Morgan, che ringrazio ancora naturalmente a nome del Condifesa, perché ci ospita non solo in questa occasione, ma anche in tante altre occasioni. Anche il primo recapito tecnico viticolo che si fa solitamente verso fine di marzo, i primi di aprile, lo chiedo a tutti i colleghi presenti. Solitamente ormai lo facciamo qui come inizio annata. Okay? A lei la parola, dottoressa. Grazie Fiorello. Allora, intanto rivolgo il benvenuto a tutti coloro che sono presenti in sala, ma anche coloro che sono collegati per quella che è insomma l'edizione annuale del Forum Fitoiatrico che noi volentieri ospitiamo presso il nostro istituto, nella nostra aula magna, perché con Difesa c'è un rapporto davvero importante, mi rivolgo in modo particolare al Presidente, in quanto siamo noi a ringraziare con Difesa, proprio perché offre ai nostri ragazzi un'importante esperienza, progetto di sperimentazione e di ricerca proprio sul campo che poi si conclude con la consegna di borse di studio importanti fatti su lavori che tra l'altro i nostri ragazzi vanno a presentare in diverse occasioni ovviamente legate a tutte le criticità e i problemi legati all'agricoltura e soprattutto alla viticoltura, vedi a San Pietro di Feleto in altri contesti, e portano proprio le tesi sperimentali fatte con Condifesa. Quindi noi siamo a ringraziare, oltre al fatto che l'aiuto di Condifesa lo abbiamo a 360 gradi anche per tantissime altre iniziative e attività di questo istituto, che quest'anno nel 2026 appunto spegne 150 candeline. È un anniversario importante. Ringrazio Condifesa perché anche in questo c'è in maniera importante con un contributo per le iniziative che si svolgeranno alla fine del mese di maggio per la celebrazione di questo 150 anni. Le tematiche trattate nel forum naturalmente sono importanti per tutti gli addetti del settore, ma anche per i nostri ragazzi che sono in formazione. Ringrazio l'assessore Bond, ci siamo visti ieri in un contesto di una trasmissione televisiva che proprio tratta e affronta anche queste problematiche, quindi la ringrazio anche per essere qui oggi, la accogliamo molto volentieri, insomma dopo la sua nomina credo sia come assessore la prima volta qui al Cerletti, e noi naturalmente l'aspettiamo per il 150esimo indubbiamente. Grazie Presidente Nadal, grazie a tutti coloro che oggi relazioneranno, insomma gli esperti del settore, e anche per voi, anche per questa iniziativa c'è comunque un compleanno importante. 20 anni non sono una cosa da poco e vuol dire che il numero di anni danno anche la misura del successo dell'iniziativa. Quindi grazie ancora e saremo sempre grati noi di ospitarvi in questa sede. Grazie. Grazie alla Preside, naturalmente
è il Presidente che ricambierà tutto, no? Quindi subito Valerio Nadà. Buongiorno a tutti, ringrazio innanzitutto e saluto chi ci sta ascoltando da casa e ringrazio chiaramente le aziende che oggi sono protagoniste a questo importante incontro. Con la Maria Grazia devo dire che è un percorso che ormai si è instaurato da anni e io sono sempre convinto che quando parliamo del futuro parliamo dei giovani e allora è con i giovani che si cresce, perché il giovane è già la bravura nostra, il nostro consorzio, io lo dico sempre, se non dà qualcosa è un costo, è meglio chiuderlo. Il nostro consorzio comunque è qualcosa che se abbiamo raggiunto i 600 milioni di valori assicurati, siamo il primo consorzio d'Italia, qualche motivo pur ci sarà. Ci sarà. Pertanto la nostra esperienza è atta comunque a far crescere il sistema. Ringrazio Dario perché con Dario ormai abbiamo un'amicizia e spesso ci troviamo e lo ringrazio perché è una persona che è molto disponibile, è uno che affronta i problemi e non è uno che ti dice di sì e domani mattina comunque si gira da un'altra parte. Questo noi ne abbiamo bisogno. Quando si parla di cambiamento climatico noi dobbiamo averne paura, dobbiamo affrontarlo insieme. Dobbiamo crescere con la nostra professionalità. Oggi 20 anni sono passati, non è una ricorrenza, io lo dico sempre, è un percorso strutturato. Questi 20 anni, sul quale abbiamo cercato comunque, collaborando con voi, di creare questo confronto atto a dare strumenti nuovi agli agricoltori. Gli agricoltori quando ci stanno ascoltando oppure partecipano a questi incontri, partecipano perché comunque qualcosa domani sanno fare. È questo quello che dobbiamo fare noi, al di là dei soliti convegni che sono autoreferenziali per evidenziare degli aspetti. Noi dobbiamo evidenziare il problema, affrontarlo e dare risposte. Questa è la nostra forza. Il confronto di oggi è un confronto istituzionale, vedo Paolo Frasson e lo ringrazio, dopo arriverà anche Sergio, coordinato da Fiorello. So che loro ogni settimana si incontrano, hanno un portale, mi diceva Fiorello, con 100 iscritti, un WhatsApp, 100 tecnici che si confrontano settimanalmente, affrontano le realtà quotidiane e danno delle risposte. Questo è il nostro futuro. Le aziende agricole stanno aspettando. Oggi il cambiamento climatico, tutti ne parlano ed è fatto così. Oggi la primavera ormai sta prendendo spazio all'interno dell'inverno, ormai è già iniziata la primavera, basta guardare il verde che c'è fuori. Abbiamo indennizzato danni da gelate primaverili al 7 di aprile. Cioè, è tutto anticipato, abbiamo indennizzato danni dalle grandinate, dai venti catastrofali ai venti a metà novembre, una volta si indennizzava a fine dicembre, perché? Perché comunque già a metà novembre si beve vino nuovo. A ottobre si cominciava la vendemmia, a ottobre è già finita, cioè tutta un'evoluzione, tutto sta crescendo e proprio in funzione a questo noi dobbiamo crescere. Un aspetto importante è la ricerca. È fondamentale investire sulla ricerca. Oggi le piante, al di là dei trattamenti che noi andremo a fare dal punto di vista chimico, che sono importanti dal punto di vista curativo e preventivo, dobbiamo fare in modo che le piante si autodifendano, partendo dal vivaismo, barbatelle sane, barbatelle già non tanto per modificare il DNA della barbatella, ma per creare un sistema all'interno del metabolismo che sia forte della pianta. La pianta si deve autodifendere e dopo interveniamo anche. Perciò so che spesso si parla di prodotti anche alternativi alla sintesi, prodotti biostimolanti, che usati in determinati periodi aiutano la pianta a essere forte allo stress, ai traumi. Questa è la nostra faccia. Noi dobbiamo accompagnare le aziende affinché trovino quell'aspetto importante, perché quando si parla di sostenibilità, questa, Paolo, è la sostenibilità. Dobbiamo condividerla insieme. La fase di gestione del sistema, i controlli e quant'altro, dobbiamo gestirla insieme, perché comunque tutto questo ha un costo e tutto questo toglie spazio al lavoro dell'imprenditore del mondo agricolo. Dobbiamo snellire e semplificare, Paolo, tutto questo aspetto qua e Dario lo
sottosegretario, concludo dicendo quale sarà l'agricoltura del futuro. Sarà un'agricoltura resiliente, perciò pronta a partire, sarà un'agricoltura sostenibile, perché a 360 gradi, e sarà un'agricoltura consapevole. Questo sarà il futuro della nostra agricoltura. Vi ringrazio ancora per la vostra presenza e per il vostro impegno. Grazie. Grazie al Presidente Nadal. Spiego solo un secondo, così potrà intervenire anche l'assessore, che ringraziamo naturalmente che sia presente l'assessore regionale. Quindi ripetiamo il fatto, ma ormai è già conosciuto, che ogni società, ogni tecnico ha tempo 10 minuti cronometrati. Se ne fa 9 meglio ancora, perché siamo 15 società, quindi cominciano a diventare dei tempi piuttosto lunghi e impegnativi, soprattutto per gli ultimi che dovranno intervenire. E solitamente ogni anno cerchiamo di cambiare un po' anche l'ordine alfabetico. E 10 minuti. Inizieremo poi naturalmente con la parte, diciamo così, topica che tutti aspettano, le linee tecniche di difesa integrata della Regione del Veneto 2026. Questa è la richiesta più grossa che viene fatta in questi giorni e gli stessi tecnici che sono presenti appunto lo richiedono, e dopo sentiremo anche il direttore Frasson. Naturalmente passo la parola adesso a Dario Bon, l'assessore regionale agricoltura, montagne, caccia, pesca, un po' di tutto. Poi tutto, ma insomma, però lascia che te lo dica Fiorello, anche rispetto, saluto tutti intanto, rispetto a ieri sera, si capisce perché c'è un grande successo del Prosecco in senso generale. Non voglio distinguere Valdobbiadene né Conegliano, in questo momento siamo in terra di OCG, però perché c'è anche tanta informazione tecnica. Cioè, ieri sera, professoressa, abbiamo partecipato, abbiamo fatto un convegno merito di Condifesa e anche della banca che l'ha ospitato, Banca Prealpi, dove effettivamente io che giro un po' il mondo, perché consigliere ministro fino a 3 mesi fa, quel convegno lì, io erano 3 anni che non vedevo quei dati lì così, quindi questa grande forza nella ricerca, nel mettersi in discussione, nel vedere praticamente l'integrazione tra chimico e qualcos'altro, nella possibilità di dire basta la chimica di azoto ma vediamo qualcosa di alternativo. Questa voglia di mettersi in discussione dà il segnale del grande successo. E quindi io vi faccio i complimenti da questo punto di vista. Poi guardo la regione, la parte tecnica, queste iniziative lodevoli, grazie a Condifesa che le fa, dovremmo farle anche noi onestamente. Ecco, quindi ringraziamo quelli che si sostituiscono a noi, perché diciamocelo fuori i denti, ecco, dovremmo essere noi a prendere in mano queste iniziative, e quindi grazie Condifesa anche di questo. Grazie anche perché mi hai aperto un mondo quando ci siamo incontrati anche con il direttore Filippo Codato, su tutta una serie di informazioni e divulgazioni tecniche che fate anche dopo magari un evento calamitoso, un evento atmosferico importante. Noi sai che abbiamo costituito questo tavolo di lavoro, speriamo di dare, e sicuramente daremo anche delle linee guida e dei segnali importanti anche nel mutualismo. Poi dico una roba, vedo Syngenta, un'azienda che io ho conosciuto sul Bostrico, mi pare, giusto? Ecco, io ero col ministro, seguivo anche tutta la parte dei boschi e vi dico con molta franchezza, sui boschi di Asiago, sui boschi del Val Visdende, ho visto tanta professionalità. Ho visto veramente tanta, sia da parte della regione sia da parte dell'azienda, nel sperimentare certe molecole, e in parte abbiamo vinto, stiamo vincendo questa battaglia contro il bostrico. Perché dico questo? Perché tante volte, vedete, l'interesse dell'azienda che deve fare utili, ma l'interesse anche comune dell'ente locale, della regione in questo caso, che deve risolvere un problema, si sposano con la massima efficacia. Nel caso del bostrico, devo dire, grandissimo risultato, ma anche in molte altre questioni. Ve la butto lì. Sta girando una sperimentazione anche di Veneto Agricoltura sulla fluorescenza dorata,
che in qualche maniera, guardo la professoressa, darà dei grossi risultati. Quindi alla fine facciamo, lo continuo a dire, facciamo corpo unico in termini di iniziative, di forza, di energia, di mettersi insieme. Perché alla fine non c'è bandiera, ma c'è solamente il risultato all'interno dell'azienda, dell'azienda agricola, del singolo produttore, che deve dare, bisogna anche dare un segnale di risultato di reddito, ma il risultato di reddito non dipende solo dall'abilità dell'imprenditore, dipende anche dal sistema. E il sistema in questo caso lo fanno gli enti locali, il comune, la regione. Ieri è uscito un concetto, viene giù la frana su un pendio in cui si è accumulata l'acqua, perché dobbiamo aspettare 5 mesi per il ripristino? Sì. Quindi è un sistema, e questo sistema è uno degli obiettivi che io mi pongo, è quello di attivare il sistema. Il sistema è fatto da enti locali, Unione Montane, province, regioni, istituti. Ecco, questo sistema poi deve avere, a mio avviso, e chiudo, anche la parte privata. E secondo me siete sulla strada giusta, siamo sulla strada giusta per andare avanti su questo obiettivo. Grazie di avermi dato la parola, Fiorello, buon lavoro, sto qua anch'io 30 minuti per qualcosa, per imparare qualcosa, poi mi devo andare perché ho un'iniziativa a Treviso sempre sul vino. Grazie. Grazie Assessore. Grazie Assessore Bond, ovviamente. Voglio solo aggiungere il fatto che c'è una gran sinergia con il servizio fitosanitario, a nome anche di tutti i tecnici, sempre la massima disponibilità, e quindi da questo lato qua, come si dice, tanto di cappello, che ci serve assolutamente. Direttore Paolo Frasson, vediamo un po' delle news. Sì. Buongiorno a tutti intanto. Questa è invece la mia seconda edizione del forum come direttore del fitosanitario. Allora, parto un attimino dagli spunti che sono già usciti, in particolare quello dei giovani, al quale io associerei un'altra parola che è innovazione. Perché fare le stesse cose ripetute ogni anno rischiamo poi di non crescere, di non dare una spinta anche a quelle che sono le nostre attività economiche. Ed è appunto da questo concetto che io partirei, perché la parola che sta girando a livello nazionale molto spesso in quest'ultimo periodo è la parola droni, sul quale come Ministero dell'Agricoltura e come servizi fitosanitari ci stiamo lavorando in sinergia con il Ministero della Salute per cercare di regolamentare l'utilizzo di queste nuove tecnologie. Già quest'anno avremo l'intenzione proprio di attivare l'utilizzo di questi droni proprio per fare delle sperimentazioni sulle cataste di bostrico e cercare un attimino di parlare più spesso di droni, di non vederli come un qualcosa che non è possibile utilizzare, ma cercare di dare degli strumenti efficaci sia in tutti gli ambiti produttivi, ma anche quelli forestali. Ecco, questa è la prima cosa. E la seconda, intanto ringrazio ovviamente il Condifesa per ovviamente sempre il supporto che viene dato alle nostre attività, in particolare quella del monitoraggio. Fino all'anno scorso abbiamo messo in piedi tutto un monitoraggio su più di 3.000 siti all'interno della regione nell'ambito della flavescenza, capire la diffusione, capire effettivamente come stiamo andando avanti come regione da questo punto di vista, e su questo, tanto di cappello, siamo riusciti ad avere veramente un quadro importante sul quale anche poi sono dipese delle decisioni sul come agire. E siamo in attesa per il 2026 di capire se si sbloccano i fondi con il decreto Coltiva Italia per quanto riguarda appunto la flavescenza, perché abbiamo dei fondi nazionali per quanto riguarda appunto la flavescenza, legata però a dei bandi di mera sostituzione delle piante, che si vorrebbe invece, ed è stata portata avanti questa richiesta, di utilizzarli per scopi sperimentali o per scopi di monitoraggio. Quindi da questo poi dipenderà se nel 2026 riusciremo ad attuare ulteriormente questa rete di monitoraggio.
Altre novità, novità per quanto riguarda le linee tecniche di difesa, siamo pronti a pubblicare il decreto delle linee tecniche di difesa, tra lunedì e martedì della prossima settimana uscirà, quindi è pronto, stiamo impaginando il decreto e lunedì, massimo martedì, lo vedrete pubblicato nel nostro sito, insomma, ecco. Altra pillola per quanto riguarda invece la Popilia japonica, sul quale nel territorio di Treviso e nel territorio veronese abbiamo 3 focolai. Vi dico che come regione, e grazie soprattutto alla tempestività nel ritrovamento dei fondi e nell'attivazione proprio da parte di tutti i collaboratori anche del servizio, siamo riusciti ad effettuare tutti i trattamenti specifici con nematodi, quindi non trattamenti chimici ma con distribuzione di nematodi in tutti i prati all'interno sia dell'areale delimitato di Treviso sia nei 2 areali di Verona. Adesso la risposta della bontà di quello che è stato fatto la vedremo a maggio, perché ovviamente la larva uscirà dalla sua fase di larva alla fase di adulto nel periodo di maggio, e da lì inizieremo con i monitoraggi e avremo la possibilità poi di aggiornare sulla situazione. Io non mi dilungherei altro, oltre lascerei la parola alla collega Margherita. Se ci sono domande ovviamente noi siamo a disposizione. Tengo a sottolineare che noi come servizio fitosanitario organizziamo durante la stagione produttiva degli incontri con i tecnici sia delle case chimiche sia dei tecnici di campo per dare così una situazione della fenologia delle principali malattie, e il confronto rimane sempre aperto e reciproco, perché facendo rete c'è la possibilità appunto di crescere. Se ognuno va per la propria strada non si va da nessuna parte. Grazie e buona giornata. Okay, grazie direttore Frasson. Passiamo subito la parola, il momento tanto atteso, perché guarda, sì, questo da qua non si scappa, con la dottoressa Margherita Della Vecchia del Servizio Fitosanitario, la quale esporrà lei quelle che sono le linee quest'anno. Dopo sentiremo anche qualcosina da Sergio Carraro. Ok, a lei. Grazie mille. Posso? Guarda, ce l'hai. Allora, mi sostituisco per una prima parte, per un primo cappello introduttivo per quello che sono le nuove linee guida della Regione Veneto 2026, poi lascerò la parola a Sergio per 2 o 3 novità per quanto riguarda gli usi di emergenza, questioni che sta seguendo in prima persona, in prima linea. Allora, parliamo sempre di produzione integrata volontaria, costituita fondamentalmente da 2 disciplinari, disciplinare linee tecniche agronomiche e disciplinare linee tecniche di difesa integrata. Sono i 2 documenti di riferimento per quello che riguarda la produzione integrata volontaria. Produzione integrata volontaria che di fatto contiene misure e disposizioni che risultano vincolanti per chi poi decide di aderire al sistema di certificazione nazionale SQNP qualità sostenibile, marchio che vedete in alto a destra nella mia slide, l'APE, che spesso ritroviamo nei nostri vigneti. La ritroviamo molto spesso e sempre più spesso nella realtà veneta, come potete vedere poi anche dalla tabella che vi mostro. C'è un po' uno storico dell'incremento delle superfici che decidono di aderire in maniera volontaria, ricordiamo, alla certificazione SQNPI. Partiamo da un 14% iniziale del 2020 e siamo arrivati ormai a circa il 60%. Prendiamo un po' con le pinze il dato dell'ultimo anno, non è ancora proprio un dato definitivo ma in via di definizione. Parliamo comunque di una superficie sul totale a schedario vitivinicolo veneto di ben oltre il 50%, quindi attesta a maggior ragione, in base a quello che è stato detto anche prima, un grande interesse a quello che è anche una qualità che deve essere sostenibile sia da un punto di vista ambientale che da un punto di vista della salute umana, che quindi sempre di più, la parola integrata lo dice, cerca di implementare e aggiungere metodi di difesa che sono complementari a quello che è la classica difesa chimica.
Per quanto riguarda diciamo, la struttura, l'ossatura delle linee tecniche di difesa integrata, giusto una piccola parte introduttiva. Linee tecniche di difesa integrata, Regione Veneto si ispirano e di fatto prendono, possiamo dire in toto, per quanto riguarda gli indirizzi comuni di difesa, le linee tecniche nazionali che sono redate dal gruppo Difesa Integrata istituito presso il Ministero Politiche Agricole, Ministero dell'Agricoltura. Le linee tecniche regionali tengono conto però ovviamente di specificità che sono proprie della nostra regione e proprie di ogni singola regione, specificità che tengono conto logicamente di peculiarità che derivano logicamente dall'aspetto pedoclimatico, dall'aspetto varietale che caratterizza le diverse regioni. Logicamente la difesa peronosporica e la pressione, ad esempio, per quanto riguarda la difesa in ambito fungineo peronosporico che abbiamo nel nord-est non può essere sicuramente comparata a quelle di regioni del centro e del sud, motivo per cui necessita appunto di un'integrazione, di un'implementazione a livello regionale. Per quanto riguarda l'ossatura fondamentale, si articola in una parte generale, norme comuni di difesa e agronomiche, e in una parte speciale costituita da, nel caso della Regione Veneto, 87 schede culturali, quindi per ogni singola cultura, suddivisa come potete vedere lì nella tabellina, ci sono degli indirizzi specifici per quanto riguarda tecniche agronomiche, sostanze attive ammesse per la difesa, per il diserbo e anche una scheda fitoregolatori, che sta prendendo piede, non è presente all'interno di tutte le culture, lo è magari maggiormente interessante dal punto di vista delle colture frutticole. Nella vite ci sono ancora poche sostanze autorizzate. Eccomi qua, inizio a presentare quelle che sono un po' diciamo le novità, intanto per la parte generale. Novità, non premetto, non ce n'è molte nel panorama della difesa. Per quanto riguarda la parte generale, insomma le norme comuni a tutte le colture, c'è stata la volontà quest'anno di inserire un trafiletto, un paragrafetto su quello che è il rispetto del limite massimo di impiego del rame. Come sapete è fissato a 28 kg ettaro ogni 7 anni, dove per utilizzo del rame, quindi applicazione di rame al suolo, andiamo a sommare quello che è il rame dedicato alla difesa fitoiatrica e quello che è poi imputabile invece alle fertilizzazioni, quindi la somma dei due concorre al limite massimo dei 28 kg ogni 7 anni. C'è stata la volontà di riportare in maniera specifica questo aspetto proprio perché entriamo in quello che è nel 2026 l'8º anno, quindi la fine di un primo ciclo dei 7 anni. Tutto parte da un regolamento europeo che è di dicembre 2018, il 1981, approvato di fatto a gennaio 2019, quindi cosa vuol dire? Che dal 2019 al 2025 si è conclusa una prima finestra di 7 anni, in cui è importante tener conto dell'applicazione massima di rame al suolo. Nel 2026 siamo di fatto nell'8º anno e quindi c'è la necessità anche di specificare quali sarà poi e come avverrà poi il conteggio negli anni successivi. Di fatto quest'anno e tutti gli anni a venire il conteggio del rame come funziona? Molto semplicemente si terrà conto dell'anno in corso e dei 6 anni precedenti, quindi di fatto è una sottrazione. Ai 28 kg vanno tolti i 6 anni precedenti, gli apporti effettuati nei 6 anni precedenti, quindi nella finestra nello specifico 2020-2025 si sommeranno poi quelli del 2026 e così a scalare, sarà quindi una finestra di fatto mobile. Questo poi sarà reso esplicito anche con un piccolo sintetico calcolo nelle linee tecniche di difesa per quest'anno. Per quanto riguarda le novità della difesa fitoiatrica in ambito vitivinicolo, qua porto un quadro un po' complessivo, abbiamo un nuovo inserimento, 5 nuove estensioni di impiego, non parliamo di grandi cose perché le estensioni di impiego riguardano prevalentemente rame e zolfo, quindi le novità dal punto di vista fitoiatrico non ci sono più di tanto. Abbiamo comunque, se vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, 89 sostanze attive ancora impiegabili per la difesa della vite. Una uscirà poi nel corso di quest'anno, di cui 33 ammesse in biologico. Se guardiamo un attimo, facciamo riferimento a un trend, rispetto all'anno scorso perdiamo 6 sostanze attive, per la prima volta ne perdiamo una anche in biologico, ampliando un po' la finestra temporale dal 2021 al 2026, complessivamente purtroppo si evidenzia come il trend delle sostanze attive a disposizione sia in diminuzione. C'è sempre stata una nota positiva, ovvero quella di una continua ricerca e spinta e innovazione in ambito biologico, dove abbiamo sempre visto un aumento del panorama
delle sostanze attive presenti, quest'anno purtroppo per la prima volta si registra un piccolo calo. Nello specifico andiamo a vedere, ho suddiviso in patogeni, quindi fondamentalmente in patologie fungine e in fitofagi, in due distinte tabelle, andiamo a vedere quelli che sono gli inserimenti e quelle che sono le perdite. Per quanto riguarda gli inserimenti, vi ho detto, fra le estensioni di impiego parliamo prevalentemente di zolfo e rame, zolfo nello specifico escoriosi, black rot e peronospora, ovviamente in formulati commerciali in miscela con rameggi per quanto riguarda la peronospora. Viceversa, oidio, introduzione del rame, estensione di impiego anche in questo caso, in formulati commerciali, vabbè, in miscela con lo zolfo in ogni caso. Cosa esce? Beh, ho riportato quello che di fatto era uscito dall'anno precedente, giusto a memoria, di Metamorph, è uscito ormai ancora a maggio dell'anno scorso. Fenpirazamina esce quest'anno, ma di fatto nel caso della vite è uscita dalla campagna l'anno precedente perché la scadenza 15 gennaio 2026. Esce il Menapipirim, esce il Bacillus pumilis, sostanza attiva precedentemente ammessa in biologico come contrasto alla patologia dell'oidio. L'ascio uscirà il 30 settembre, quindi sarà ancora disponibile di fatto per la campagna fitoiatrica di quest'anno, il Meteldinocap. Ho lasciato evidenziate, o meglio asteriscate, tebuconazolo e metalaxil, sono due sostanze che già non erano presenti l'anno scorso, ma voglio e mantengo quindi la loro presenza non tanto quanto come novità, ma quanto perché è un'uscita che è caratteristica della Regione Veneto. Nelle linee guida nazionali sono presenti, sono impiegabili, questa è una volontà della Regione Veneto, nostra, insomma del servizio fitosanitario, di escluderle, dovuta a motivazioni prettamente di carattere ambientale. Come sappiamo da studi ripetuti da ARPAF e ormai ampiamente validati, sono due sostanze attive che ritroviamo purtroppo molto spesso e in concentrazioni rilevanti sia nelle acque superficiali ma anche nelle acque di falda, e da qui nasce la necessità, parlando a maggior ragione di difesa integrata, di rimuoverle. Un po' un discorso simile anche per i fitofagi, poche novità, pochi inserimenti. Maltodestrine rappresentano di fatto un'estensione di impiego, in precedenza erano state autorizzate insomma solo per utilizzo contro le acariosi della vite, nascono adesso e entrano anche come mezzo di contrasto per le cocciniglie. Abbiamo il ciantraniliprole del gruppo delle diamidi, ricordo, contro le tignole, qui è indicato tignole in termini generici, di fatto poi è un mezzo di difesa impiegabile in particolare contro la tignoleta della vite, l'Obesia botrana, con un massimo di interventi però di 1 ogni 3 anni, quindi un intervento un utilizzo, un impiego molto limitato. Per quanto riguarda le sostanze attive escluse, riporto spinetoram e spirotetromato. Su quest'ultima ci sarà qualche novità, poi ve la presenterà meglio Sergio che segue direttamente la questione. Sono usciti ormai con la fine del 2025. Anche qui ho lasciato asteriscato piriproxifen perché per lo stesso motivo del metalaxil prima è una sostanza attiva presente in altre linee guida regionali e nazionali, non lo è in Veneto per un'esclusione dovuta al fatto che questa sostanza attiva interferisce direttamente con artropodi non bersaglio, nello specifico col ciclo biologico del bacco da seta. Quindi per preservare questa tipologia di attività decidiamo volontariamente di escluderla. La escludiamo per una motivazione prevalentemente, dopo qui ci sarà forse anche qui qualche novità, forse nel panorama futuro, per una motivazione legata al periodo di impiego per il Proxifen, che è in prefioritura, motivo per cui va a interferire direttamente con la filatura del bacco. Ci sarà forse qualche novità su questo diciamo, periodo di intervento che potrà permettere un po' un'estensione dello stesso. Vabbè, un breve accenno, qui non c'è nulla di nuovo rispetto all'anno scorso, fortunatamente, forse penserete voi, per quanto riguarda alcuni gruppi critici di sostanze attive, in particolar modo ICMR, sostanze cancerogene, mutagene, reprotossiche, quindi particolarmente nocive, soprattutto in ambito, se parliamo di difesa integrata, resta fisso il numero di 12 interventi l'anno, quindi tutti i multisito ad azione prettamente antiperonosporica restano disponibili. Ricordiamo che fino a 2 o 3 anni fa si parlava di 6-7 interventi. Dopo le annate particolarmente rovinose dal punto di vista climatico, insomma, c'è stata la volontà di portarli a 12. Sappiamo, sono tanti, permettono di portare a casa sicuramente la campagna. Speriamo comunque in annate climaticamente più favorevoli, dove il controllo sia più semplice.
Restano fermi a 4 gli interventi anno per il gruppo piretroidi e piretrine. Piretrine sappiamo che dall'anno scorso, anche se sono sostanze attive naturali, rientrano nel gruppo dei piretroidi e quindi vanno conteggiate in un numero 4 come massimo di interventi. Restano fissi il numero di interventi anche qui a 3 e 4 per i K degli altri gruppi, diciamo, rilevanti per quanto riguarda la difesa, in particolar modo quella funginea, peronosporica e oidica in primis. Diserbo, 2 parole sul diserbo. In questo caso guadagniamo, tra virgolette, 2 nuove sostanze attive, napropamide e iodosulfuron, per un totale di 20 molecole disponibili per il diserbo. Ho deciso di inserire questa nota, che è quella presente non tanto nelle linee tecniche regionali ma in quelle nazionali. La superficie massima diserbabile non deve superare il 30% della superficie totale della cultura. Ovviamente noi andiamo a diserbare sulla fila e non sull'interfila, per quello si intende la limitazione ovviamente della percentuale di superficie diserbata. Ci tengo a leggere anche la frase successiva: tale riduzione e la conseguente diminuzione di dosaggio, qua dopo faremo un attimo un riferimento per chiarire alcuni aspetti a volte un po' equivoci, non vale per i prodotti come spollonanti, e questo va bene. La riduzione e la conseguente diminuzione di dosaggio vuol dire che anche in caso in cui io abbia un quantitativo massimo espresso appunto come dose di prodotto a ettaro, faccio l'esempio classico, glifosate 9 litri ettaro, non vuol dire che ne possiamo utilizzare 9 litri sul 30% della superficie, vuol dire che corrisponde una conseguente diminuzione di dosaggio, quindi dei 9 litri di fatto noi dobbiamo intendere 2,7 litri circa, che rappresentano il 30% del totale ammesso da etichetta, ma questo di solito è sempre ben specificato. Sergio ci tiene molto a specificarlo nelle linee, onde evitare equivoci. Faccio un breve rimando a quelli che sono, non ci sono novità qui, ma un breve rimando a quelle che sono le cose un po' più rilevanti, diciamo, della parte generale. Parliamo ovviamente del massimo rispetto di quelle che sono le indicazioni di etichetta dei prodotti fitosanitari. Il rispetto delle condizioni di etichetta prevale su qualsiasi altra disposizione e misura presente all'interno delle linee tecniche di difesa integrata, anche qualora questa possa andare in contrasto. Poi ci sono ovviamente altre cose che mi interessa evidenziare, ovviamente l'utilizzo delle scorte di magazzino possono essere ammesse nell'anno in corso su sostanze che ormai sono uscite dalle linee tecniche di difesa, questo sì, purché siano dimostrabili, quindi ovviamente l'acquisto deve essere stato effettuato prima della data di scadenza della sostanza. Queste insomma sono cose che già ben sapete. Resta ovviamente, a seguito di grandinate, ne parlavamo prima, eventi climatici sempre più impattanti sia da un punto di vista della violenza ma anche della frequenza. Resta la possibilità di eseguire il trattamento disinfettante post grandinate, senza ovviamente contribuire al cumulo dei trattamenti fungicidi previsti. Coadiuvanti, intesi come tutta una serie di molecole sinergizzanti, bagnanti, eccetera, che permettono e sono sempre più fondamentali per garantire una migliore qualità dell'applicazione del trattamento fitosanitario, sono sempre ammessi, ovviamente sempre nel rispetto dei limiti di etichetta, anche qualora non indicati espressamente dalle linee tecniche di difesa. E poi un piccolo rimando: uso e modalità di installazione delle trappole per monitoraggio in alcuni casi sono obbligatorie laddove specificato nelle singole schede, al fine di intervenire quando e solo il monitoraggio dia un esito appunto negativo, o meglio positivo, su un'alta pressione, un'alta presenza dei fitofagi. Sono obbligatorie sia a livello di azienda ma anche a livello di comprensorio, ovviamente qualora ci siano dati a livello comprensoriale. Un'ultima cosa, le disposizioni previste dall'articolo 43 decreto legge 70 2020, poi convertito in legge 120, la deroga per operatori professionali in regime SQNPI in caso di mancato rispetto delle quantità minime di impiego dei prodotti fitosanitari per quello che riguarda l'unità di superficie, quindi parliamo chilogrammi o litri di prodotto per ettaro. Questa deroga può venire avanzata da chi utilizza macchinari innovativi, quindi irroratrici a recupero fondamentalmente, ma deve pur sempre essere rispettata ed esplicitata la concentrazione della miscela. Concentrazione della miscela intendiamo dose, quindi in grammi o millilitro ad ettolitro, questo è fondamentale. Quindi mi sento di dare un consiglio onde evitare che ci siano anche qui equivoci nell'interpretazione della norma. Utilizziamo sempre, qualora ci si voglia valere della deroga, prodotti che indichino in etichetta sia
la dose per unità di superficie, quale si può chiedere quindi una deroga per una riduzione della bagnatura dovuta al macchinario recupero, ma che sia indicata sempre e comunque la concentrazione della miscela, che va sempre rispettata. Un'ultima slide, insomma molto veloce, per richiamare quello che è un obbligo per chi è in regime SQNPI, ovvero il controllo funzionale e la regolazione strumentale, ovvero la taratura delle irroratrici, fondamentale per garantire un corretto apporto di prodotto, sia in termini di fondamentalmente in termini di dosaggi, onde evitare sovra o sottodosaggi. Regolazione strumentale che diventa obbligatoria. Dal 2024 deve essere attestata assolutamente entro l'anno di adesione al sistema al SQNPI, quindi sia per macchinari in uso sia per macchinari già presenti nel parco macchine di un'azienda che entra nella certificazione va attestata entro l'anno. Di fatto sia regolazione strumentale sia controllo funzionale vanno svolti da un centro prova autorizzato con le tempistiche riportate nella tabellina. Dal 2025 di fatto questi due aspetti vanno di pari passo e quindi dovranno venire eseguiti in contemporanea con un rinnovo insomma di intervalli fissi in funzione che sia un operatore professionale semplice oppure un terzista. Ovviamente i tempi per i terzisti sono un po' più ridotti logicamente. Io avrei terminato, vi ringrazio, se ci sono domande dopo insomma ci sentiremo. Grazie alla dottoressa Della Vecchia anche per la chiara esposizione e adesso andiamo a cesellare questa presentazione con il dottor Sergio Carraro che chiude e va un po' a riferirsi all'articolo 53.1107 su quello che riguarda l'impiego dei prodotti per uso di emergenza fitosanitaria. A lei, dottore. Mi richiamano sempre perché non sto nella piazzola giusta. Un saluto anche da parte mia, buongiorno a tutti. Allora, Margherita ha già detto praticamente tutto, l'unica cosa che devo solo aggiungere e riguarda fondamentalmente quelli che sono gli usi di emergenza, quelli che non troverete come sostanziative, prodotti all'interno delle linee guida, sono elencati in due distinti file che troverete sempre riportati nel nostro sito, nella sezione appunto della difesa integrata e che fondamentalmente integrano, scusate il gioco di parole integrano, ma completano meglio l'assetto delle sostanze che possono essere utilizzate per la produzione integrata certificata. Dunque, normalmente, e questo è un costume che ormai sta prendendo un po' piede, devo dire, una sostanza viene revocata, l'anno dopo viene richiesta per usi di emergenza. Questo che cosa significa? Significa che la sostanza è fondamentale, è decisamente importante. In questa situazione, in questo frangente 2026 ci troviamo con delle sostanze, più di una, 3 per la precisione, che vengono richieste per usi di emergenza per le cocciniglie, settore, anzi organismi nocivi, soprattutto le cocciniglie farinose, che rappresentano un rischio di emergenza concreto attualmente, e accanto appunto a prodotti che sono e si dimostrano quindi di efficacia comprovata e vengono apposta richiesti in uso di emergenza, ce ne sono anche di sostanze nuove in corso di registrazione, quest'anno ne abbiamo una, a fianco di alcune richieste invece che riguardano dei prodotti che sono già autorizzati ai sensi del regolamento 1107 ma per altre colture. Quindi molto brevemente abbiamo, permettete che così non dimentico nessuno, abbiamo per quanto riguarda la prima finestra che è già stata discussa a gennaio all'interno del gruppo di lavoro del Ministero che riguarda i prodotti fitosanitari, sono stati discussi e presentati con parere favorevole il silicato di alluminio, leggi Surround VP Crop Protection, che avrà diciamo, l'autorizzazione, è stata richiesta l'autorizzazione per quanto riguarda lo Scaphoideus titanus. Sappiamo, abbiamo già decantato a lungo i pregi e anche il nostro stesso impegno come servizi fitosanitari per appoggiare un prodotto che
pur quanto con effetti di repellenza, ma ha un ruolo fondamentale per la gestione delle fasce di sicurezza, delle aree prossimali alle aree vulnerabili adiacenti, non mi ricordo del preciso, adiacenti alla popolazione, insomma le aree difficili, diciamo così, frequentate, eccola, mi mancava quel termine. Quindi ambiti, diciamo, che ci consentono di arrivare dove vuole arrivare il decreto di lotta obbligatoria, cioè a trattare tutti i vigneti, ma che inevitabilmente non sempre è possibile. Il sulfoxaflor, leggi closer, quindi un parere favorevole che è stato dato certamente dal Veneto, ma da parecchi altri servizi fitosanitari, e che riguarda l'applicazione per Scaphoideus e cocciniglie in generale in questo caso. Lo spirotetramato, la sostanza di riferimento per quanto riguarda la lotta contro le cocciniglie farinose, in virtù della sua nota capacità, oltre che di sistemia acropita, anche di sistemia ascendente, anche discendente, ed è uno degli aspetti fondamentali per combattere le cocciniglie farinose, che come sappiamo sono abbastanza rognose proprio perché si nascondono sotto il ritidoma. Quindi questo aspetto, diciamo, lo rende il prodotto di riferimento. Revocato nel corso del 2025, esce dalla porta, entra dalla finestra praticamente, e diciamo, noi come parte agricola di Ministero all'Agricoltura, abbiamo avanzato il parere favorevole per quanto riguarda l'impiego per usi eccezionali per il 2026 per Planococcus ficus e Pseudococcus comstocchi. Dopodiché abbiamo un altro prodotto che invece è in fase di ottenimento della registrazione, che è il Dimpropiridaz, che proprio in questi giorni l'Efficon, come nome commerciale, ha ottenuto già, ed è già stata pubblicata dal Ministero della Salute, l'etichetta per quanto riguarda questo prodotto, uso di emergenza per Planococcus ficus. Ecco, certamente questi prodotti verranno evidentemente presentati, credo sicuramente, insomma, dalle ditte che sono qui presenti, e io voglio solo ricordare una cosa. Per quanto riguarda i prodotti spirotetramato e Dimpropiridaz, che sono sostanze l'una revocata e l'altra in corso di registrazione, hanno necessità del nostro provvedimento di deroga, quindi lo troverete in una sezione di quegli elenchi, dei 2 elenchi che saranno affiancati alle linee tecniche, in quelli appunto che hanno bisogno del provvedimento di deroga da parte del servizio fitosanitario per poter essere utilizzati da coloro che fanno produzione integrata certificata. Okay? Le altre invece potranno essere, una volta autorizzati con tanto di etichetta, essere impiegati to the suite. Bene, io avrei anche finito. Va bene, grazie allora. Se posso, se il tempo non è eccessivo, che è quello che sto portando via, Fiorello, volevo anche ricordare, l'assessore è andato via, ma c'è comunque il Presidente che ricordava e parlava prima della innovazione. Ecco, io volevo anche sottolineare un altro aspetto di quelli generali. Il mio direttore ha parlato della prima innovazione. Sono venute fuori 3 innovazioni nel mese di dicembre 2025, tutte e 3 molto importanti, che dimostrano che c'è un po' di fervore su questa materia. E lui parlava di innovazione, modernizzazione, ne ha parlato il Presidente, sì, il mio direttore, per quanto riguarda i droni. Bene, c'è anche una necessità che dobbiamo mettere bene in evidenza e di cui tutti i portatori di interesse che sono qua hanno ben presente e conoscono questo problema, e cioè la modernizzazione e la semplificazione normativa. Grazie a Dio è uscito a dicembre appunto un provvedimento che è il decreto Omnibus, da cui ci si aspetta molto. Le ricadute verosimilmente le vedremo nel 2027 e non certo nel 2026, però diciamo che il fatto di andare a metter mano a un regolamento come quello del 1107, che è datato perché oggettivamente è stato fatto nel 2009, le novità nel frattempo ci sono state, ma c'è stata molta evoluzione, soprattutto richiede inevitabilmente un nuovo regolamento, che peraltro non è programmato in questi 2 o 3 anni che abbiamo davanti. È comunque necessario andarci a mettere le mani, ad integrarlo, a modificarlo. Perché? Perché i tempi di approvazione dei prodotti sono ormai
una cosa talmente prolungata che non sono più giustificabili e non hanno più giustificazioni al giorno d'oggi. C'è una necessità di accelerare molto le tempistiche, soprattutto per quei prodotti, chiamiamoli appunto diciamo tecniche di biocontrollo, che proprio per la loro stessa natura di prodotti hanno e devono avere un percorso agevolato. Quindi ecco, ben venga, si spera, quella evoluzione che è già negli intendimenti per cercare di creare un doppio binario, prodotti fitosanitari e tecniche di biocontrollo dall'altra, agevolato appunto per le tecniche di biocontrollo in modo tale da non avere ritardi che sono oggettivamente, che creano problemi poi in sostanza alle aziende stesse. Ecco qua, ho finito. Grazie Sergio, naturalmente rispetto alla tua forte e prolungata esperienza hai fatto bene a aggiornarci su questo e anche a stimolare il fatto di accelerare determinati percorsi. Mi hanno detto che forse sarà l'ultima volta che te partecipi al forum fitoiatrico, quindi se c'è qualche domanda da fare al dottor Carraro la fate adesso o mai più. Non ci sono domande? No. Sarà l'ultima volta che partecipo da questa parte di sicuro, parteciperò da qua o online. Ho capito che ho perso il lavoro. Va bene. Ok, adesso invece iniziamo con la carrellata che il dottor Boato già ha predisposto in questa slide con l'intervento delle società, delle 15 società, quindi capite sono 150 minuti, sono 2 ore e mezza. Cerchiamo di resistere, no? Soprattutto per gli ultimi, ecco, che dovranno parlare, dovranno intervenire. Inizierà la società UPL col dottor Marco Galli, vecchia conoscenza anche lui, anche se come tutti gli altri mi sembra che saltellino da una società all'altra, quindi no, qualcosina hai trascorso in varie aziende, e parlerà dello Yukon, quindi parliamo di fungicide. A te la parola, 10 minuti mi ricordo. Grazie Fiorello, buongiorno a tutti, buongiorno anche a chi ci segue da casa, sono Marco Galli, Technical Manager di UPL, come accennava Fiorello vi parlerò di Yukon. Vorrei condividere con voi alcune esperienze del 2025 che abbiamo realizzato in vigneto per la difesa della peronospora. Yukon non è un prodotto nuovo perché ve ne ho parlato anche l'anno scorso, ma diciamo, è già utilizzato da diverse aziende con successo per proteggere il vigneto da peronosporo, iridio e black rot, ma appunto nell'anno scorso abbiamo pensato di effettuare con alcuni centri di rissaggio delle prove di efficacia specifiche verso peronospora per dimostrare ulteriormente il grande potenziale di questo prodotto. Ma innanzitutto cos'è Yukon? Giusto ricordiamolo in maniera molto breve e schematica, è un formulato liquido a base di 2 sostanze attive, rame da solfato tribasico 80 grammi litro e zolfo, vedete 640 grammi litro. Sono 2 sostanze attive molto diverse tra di loro dal punto di vista chimico-fisico, di comportamento, di modo d'azione, quindi farle diciamo, convivere all'interno di uno stesso formulato, ma soprattutto sfruttarne e ottenere al massimo il potenziale sinergico tra di loro nei confronti di diversi patogeni, ha richiesto lo sviluppo di una formulazione ad hoc. Lo vediamo in maniera molto sintetica, ma ognuno dei 2 componenti ha un suo specifico sorfattante, c'è poi un tensioattivo che tiene tutto insieme e infine altri coformulanti, compreso un antischiuma, che come risultato danno un formulato liquido che ha caratteristiche non solo di facilità di utilizzo, perché appunto è liquido, è facile da dosare, si può miscelare praticamente con tutto, non fa schiuma, ma è anche un formulato che porta delle caratteristiche di adesività alla vegetazione, resistenza di lavamento molto interessanti. Questo lo avevamo visto l'anno scorso, nel 2024, non ci soffermiamo nei dettagli, ma è solo per ricordarvi che in un'annata particolarmente pesante dal punto di vista della pressione della peronospora, non solo anche dovuta alle bagnature, ai dilavamenti prolungati, Yukon confrontato con altri formulati rameici a parità di rame diciamo metallo per ettaro o a quantitativi inferiori era l'unico che era riuscito di fatto a proteggere in maniera efficiente sia la vegetazione e qui vedete i grappoli. Quindi già queste indicazioni ci davano l'idea di quello che era il potenziale del prodotto. Non lo guardiamo nel dettaglio perché voglio farvi vedere invece le prove nuove del 2025 dove abbiamo deciso di confrontare Yukon con i migliori formulati di contatto
con sostanze attive però di sintesi, quindi stiamo parlando di formulate a base di Folpet e Dithianon. Le prove sono state effettuate da centri di saggio autorizzati, con tutti i crismi, quindi ripetizioni, blocchi randomizzati, ma quello che ci tengo a spiegarvi è come è stato impostato il protocollo. Vedete che è un protocollo non applicabile nella realtà, quindi non si tratta di strategie, ma sono le cosiddette applicazioni a finestra. Quindi Yukon è stato confrontato in diversi stadi fenologici con altri formulati a base o di Dithianon o di Folpet, in modo tale da evidenziare in maniera chiara e netta l'efficacia e il potenziale dei singoli prodotti. Quindi abbiamo ridotto il possibile le variabili, per cui vedete al di là del testimone non trattato c'è una tesi 2 e 3 dove Yukon è stato applicato 4 volte a distanza di 7 giorni in confronto con un formulato a base di Dithianon, sempre 4 volte a distanza di 7 giorni. Nella finestra avete applicativa infiorescenza visibile fine fioritura alle gagione, quindi precoce, prima e dopo formulata a base di Folpet. Oppure la tesi 4-5 dove invece questa finestra di Yukon o Dithianon sono state applicate invece in una fase un po' più tardiva, prima invece Folpet. E infine 2 ultime tesi 6 e 7 dove Yukon è stato confrontato 10 applicazioni a intervalli di 7 giorni rispetto a 10 applicazioni con un formulato a base di Folpet. Quindi vedete un protocollo molto semplice ma che ci fa capire come funzionano i prodotti. Siamo su Merlot. Questo è l'efficacia, il risultato espresso in efficacia Abbott su foglia. Su Merlot è meno interessante, sapete che il punto critico del Merlot è sicuramente il grappolo, quindi io darei, così risparmiamo tempo, andiamo direttamente sul grappolo. Vedete comunque 2024 un'annata certamente inferiore come pressione rispetto al 2025, ma comunque sul testimone siamo arrivati all'80% di grappoli colpiti con una severità del 75%, quindi direi condizioni abbastanza pesanti. E come potete vedere Yukon sia applicato nella finestra precoce, quindi da grappolino visibile fino alle gagione, anche quella più tardiva ha raggiunto livelli di efficacia pari ai migliori standard di sintesi di contatto. E anche nell'ultima applicazione, chiamiamola tutto ciclo, vedete che il livello di efficacia è esattamente lo stesso, nonostante comunque vedete dilavamenti importanti. Un'altra prova, sempre nel 2025, siamo su dolcetto, una varietà che è sensibile anche sulla foglia, di nuovo un protocollo molto semplice, quindi vedete sempre applicazioni con lo stesso prodotto per tutto il ciclo vegetativo. In particolare Yukon, le 10 applicazioni, le prime 3 sono state effettuate al dosaggio ettolitrico, quindi di 0,6 litri ettolitro. Questi sono i risultati su foglia, sempre in termini di efficacia. Guardate la pressione, 100% di frequenza e 45% di severità, quindi condizioni direi abbastanza pesanti. Di nuovo l'efficacia di Yukon è risultata allo stesso livello degli altri formulati di contatto. Guardiamo il grappolo, anche qui ormai eravamo a fine luglio, 100% di grappoli colpiti, ma di nuovo l'efficacia, vedete, non ci sono differenze statisticamente significative tra le varie varianti. Quindi di fatto Yukon non solo ha dimostrato di nuovo di essere un prodotto molto efficace nei confronti della peronospora, agli stessi livelli dei migliori formulati di sintesi. Vi ricordo che ha un'azione anche molto importante su Black Rot, che è una malattia emergente da più parti. Qui sono prove in cui era stato confrontato con i vecchi ditiocarbammati, vedete che raggiunge gli stessi livelli di efficacia, e anche l'efficacia sull'oidio è al pari di prodotti di contatto come ad esempio il Thiopron. Questa è l'etichetta, un estratto dell'etichetta di Yukon, è utilizzabile appunto per la difesa del vigneto da peronosporo, oide e Black Rot, come ci ha spiegato prima il dottor Carraro, la dottoressa, scusate, mi sono dimenticato il nome, è inserita all'interno dei disciplinari, quindi quest'anno, delle linee tecniche di difesa, impiegabile per massimo 8 applicazioni all'anno. La cosa interessante è che in etichetta già riporta l'impiego sia al dosaggio etero che al dosaggio ettolitrico, e questo lo rende un prodotto molto flessibile. Come vedete si può impiegare dai 4 ai 6 litri etero oppure dai 0,4 a 0,6 litri etero, con la nota proprio riportata di utilizzo nel caso di, ad esempio, dei primi trattamenti a vegetazione, volume di vegetazione ridotto o macchine a recupero, di poter utilizzare quindi il dosaggio ettolitrico. Il prodotto, non ve l'ho detto, è autorizzato anche in agricoltura biologica. Quindi di fatto Yukon per la viticoltura biologica rappresenta uno strumento molto potente, molto efficace a disposizione dei viticoltori biologici, che lo possono utilizzare nelle fasi più delicate,
quindi per controllare non solo la peronospora ma anche oidio e black rot. Eventualmente io ho inserito anche ad integrazione della difesa il nostro formulato Vaciplant a base della sostanza attiva laminarina, si è parlato prima appunto di sostanze che attivano le autodifese, ma Yukon diventa molto interessante anche per la viticoltura integrata, perché come avete visto ho un formulato che ha uno spettro di azione completo, ha un'ottima efficacia, adesività, resistenza al dilavamento e quindi si configura per diventare il riferimento per i trattamenti di apertura, quindi i primi trattamenti al germogliamento, dopodiché in viticoltura integrata fortunatamente ancora abbiamo abbastanza molecola a disposizione, quindi meccanismi di azione diversi, ma a mio parere, a nostro parere, questo è il posizionamento ideale per Yukon, quindi trattamenti di apertura, quindi spettro di azione completo e affidabilità per partire bene nella difesa del vigneto nel corso dell'anno. Io ho concluso, vi ringrazio dell'attenzione. Bravissimo, grazie dottor Galli, Marco Galli, anche per i tempi naturalmente che ha rispettato, più che mai rispettato. Passiamo alla Singenta, la società Singenta con il dottor Marco Pravisano. Parlerà di Exploio. Sì. Pronto. Okay. E poi di Ridomil Gold, giusto? No, l'ho già detto io, ci ho già anticipato. Ok, buongiorno a tutti. Parto subito, dato il tempo limitato, senza preamboli. Quest'anno vi ricordo innanzitutto l'esperienza ormai biennale con il nostro Exploio Vit, con quindi la confusione sessuale via spray. L'Exploio Vit dall'anno scorso vi ricordo anche che è stato registrato in biologico, dato che è decaduta la limitazione, la restrizione di impiego che c'era nel regolamento europeo 2025-973. Mi sono fatto e vi faccio delle considerazioni sull'esperienza proprio in campo effettuata in questi ultimi 2 anni, personalmente, dove mi sono considerato che l'efficacia è stata, e del resto è lo stesso feromone degli spaghetti, non richiede nessuna installazione o rimozione, non richiede rinforzi sul bordo, non richiede nessuna condizione particolare di miscibilità, è flessibile, è inodore, non imbratta, è semplice nell'utilizzo, ha un costo ettaro tendenzialmente inferiore all'utilizzo dei dispenser, è possibile utilizzarlo in strategia mista con Affirm e ha una criticità di eventuale dilavamento anch'essa confermata, dato che è un fitofarmaco, ma è gestibile. La gestione la vediamo in 2 esempi. Ricordiamo comunque a tutti che Exploio Vit non sostituisce ma si affianca e si affiancherà ai nostri insetticidi come Affirm e come Voliam. Ricordiamo che l'Exploio Vit va usato, altrimenti non ha senso, in unione a un trattamento fungicida, al più tardi 3-4 giorni dopo le prime catture. Ho fatto 2 esempi, proprio esempi, no? Frutto di esperienza sul campo. Parto ad esempio il 20 di giugno con Exploio Vit, ho davanti un bel tempo, quindi posso tenere i 10-14 giorni, rifaccio il secondo trattamento a 1 litro per ettaro e chiudo la seconda generazione. Faccio il trattamento il 20 di giugno, e come capita spesso nelle nostre zone del nord-est, qualche giorno dopo piove e piove tanto. Se piove tanto il viticoltore ritratta comunque col trattamento fungicida, non aspetta di certo 10, 12, 14 giorni e quindi col trattamento che faccio prima, col trattamento fungicida, ci rimetto dentro semplicemente l'Exploio, modulando la dose in funzione dell'intervallo, cioè del trattamento seguente. L'Exploio Vit, come vi dicevo, è anche flessibile nel suo posizionamento, nel suo utilizzo, dato che può essere utilizzato sia con sia senza il trattamento insetticida convenzionale. Se tratto o voglio trattare o devo trattare tutte e 3 le generazioni, posso utilizzare nella prima generazione o la Firm
oppure se sono in biologico posso utilizzare il Primial, il nostro Bacillus thuringiensis. Se invece tratto la seconda o la terza o solo la seconda, posso utilizzare una strategia mista di Affirma Exploio, oppure fare sia la seconda sia la terza generazione con Exploiovit. Secondo capitolo, secondo formulato, il Ridomil Gold 480 SL è stato registrato da pochissimo, il 4 febbraio, il nuovo formulato a base di metalaxilemme che è affidabile, ma anche, come ribadiremo, soprattutto flessibile rispetto agli altri formulati per la protezione della vite dalla peronospora. Ricordiamo brevissimamente quello che è abbastanza scontato, ma è giusto ribadire, innanzitutto cosa ha dentro? Ha dentro il mefenoxam, che è il nome commerciale del metalaxilemme, cioè dell'R-enantiometro, no? dell'enantiomero purificato, in soluzione liquida 465,2 grammi litro. È una fenilamide, certo, ha un meccanismo di azione unico, cioè inibisce la sintesi dell'RNA ribosomiale. È registrato su un vasto numero di colture, qui ci interessa la vite, dove presenta sia un dosaggio per ettaro basso, 0,2 litri ettaro, ma anche c'è i 20 ml per ettolitro, sia un intervallo flessibile, 7-10 giorni, un PHI, no? Un intervallo di sicurezza di 20 giorni e, ultimo ma non ultimo, non ha nessuna fascia di sicurezza dai corpi idrici superficiali. Dicevamo che è una fenilamide, sì, il metalaxilemme, ma è una fenilamide che si scosta dalle altre fenilamidi per una solubilità in acqua, 26.000 mg litro, lo ricordo, che è un migliaio di volte superiore ad esempio al benalaxilemme e 3 volte superiore al metalaxil, che sarebbe il prodotto racemico. Con un coefficiente di ripartizione etanolo-acqua rispetto al benalaxilemme praticamente della metà. Ricordo 2 o 3 cose che ricordavo già quando è nata Syngenta, cioè che il metalaxilemme non ha bisogno degli stomi aperti per entrare, si entra per diffusione passiva attraverso l'organo erbaceo della pianta, che si tratti di foglia, che si tratti di tralcio, che si tratti di grappolo. Quindi stomi chiusi, stomi aperti c'entrano poco. Si entra per diffusione passiva, come del resto tutti gli altri citotropico traslaminari. Per entrare un citotropico traslaminare deve entrare così, altrimenti non ce la fa. Dopodiché, quando incontra l'oxilema, il vaso xilematico è capace di essere trasportato per sistemia acropeta, quindi ascendente. Se entra come entra in questo modo, entra però rispetto agli altri citotropico traslaminari in modo completo all'interno della pianta e rispetto agli altri in modo molto veloce. In condizioni controllate è mezz'ora. Se la trasliamo a pieno campo possiamo parlare di un'ora, un'oretta e mezza, e questo è molto importante perché possiamo essere sicuri che una pioggia dilavante che arrivi, che ne so, 2 ore dopo, non ha bisogno di un ritrattamento col metalaxilemme, ma ha bisogno eventualmente solo di una ribattuta col prodotto di copertura. Come si comporta una volta entrato nella pianta? Beh, innanzitutto vediamo su foglia. Su foglia, rispetto ad altri citotropico traslaminare, si diffonde in modo veloce e completo all'interno dell'area trattata, anche se ne viene trattata, questo è chiaramente uno studio di laboratorio, un pezzettino, una parte sola. Se andiamo a vedere la sua sistemia invece, partendo da sinistra, se viene dato alle radici sale su tutta la parte soprastante, se viene dato in una foglia resta in una foglia, se viene dato in un pezzettino di tralcio, ad esempio a metà del tralcio, sale solo sulla parte superiore. Questo cosa comporta in termini pratici, facendo la foto di un ipotetico tralcio in campagna? Riassumendo quindi, citotropico traslaminare sì,
citotropico traslaminare sulla foglia che ho evidenziato, sul grappolo che ho evidenziato, entra e ci resta, ma rispetto agli altri citotropico traslaminari è capace di diffondersi, come abbiamo visto, all'interno del grappolo erbaceo, fino che erbaceo, e all'interno della foglia. Quando è il suo comportamento sistemico? Il comportamento sistemico è quello del prodotto che sbatte sul tralcio erbaceo e da lì viene traslocato, è capace di essere traslocato alla parte superiore. Ne discende che, sempre in modo pratico, no, dobbiamo evidenziare che anche per i sistemici come Ridomil vale molto la qualità della distribuzione, la qualità del deposito, che non significa dare secchiate di acqua alle piante, no? Ma bagnarle bene, perché come si sente dire ancora qualche volta, un po' meno rispetto ad anni fa, non è che se la cava da solo e va dove vuole. Un minuto? Certo. Il Ridomil Gold 480 SL, come vi dicevo, è flessibile. Qui ho menzionato 3 dei suoi possibili posizionamenti. Innanzitutto da grappoli separati a fioritura con un prodotto di copertura, ad esempio col nostro Faltex, il Folpet. Se siamo alla fine della fioritura possiamo ancora utilizzarlo perché il grappolino è ancora erbaceo e possiamo ad esempio utilizzarlo col Naxostop, il nostro Fluazinam, che gli conferisce anche alla miscela evidentemente un'attività verso la botrite e verso il black rot. Se vogliamo difendere le femminelle, e chiaramente in Veneto non ne abbiamo fatti 2 prima ma uno solo, perché in Veneto presumo che saranno 2 anche quest'anno, possiamo mescolarlo con rame, avendo la possibilità quindi di modulare sia la tipologia sia la qualità di rame per ettaro utilizzata. Finisco con la tabella disciplinare Veneto Bozza di Stingenta, chiaramente ho scritto Bozza perché l'ho preparata prima che il servizio fitosanitario elencasse quello che ha elencato, quindi sono andato per supposizione, ma insomma senza essere dei geni c'è abbastanza preso. Quindi lì c'è tutto quello che si può fare come Singenta nel disciplinare. È, come ripeto sempre, una proposta onesta, nel senso che tiene conto del fatto che siamo nel nord-est e nel nord-est non siamo a Pantelleria dove si fanno 4 trattamenti, o anche andando in Slovenia nella valle di Ajdovština dove se ne fanno 6-7. Ok, no? Marco, per onestà, ecco, terminiamo. Per onestà ho finito. Sì, buon, perfetto. Grazie a voi. Ok, grazie. Grazie al dottor Travisano, ovviamente vecchia gloria della Singenta. Allora, su terra, dottor Giuseppe Zizza, è un new entry con noi, vero? Sì, buongiorno Benissimo. a tutti. Parlerà di Depur, è un Sì, feromone. Parleremo molte volte per quello che riguarda la lotta agli insetti fitofagi in questa mattinata qua. Sì, allora, mi chiamo Giuseppe Zizza, lavoro come account manager per Suterra. Grazie Fiorello, grazie per la possibilità di essere qui oggi per questa giornata di confronto. Allora, oggi vi parlerò dell'ultima proposta soluzione di Suterra, che è appunto il Depur per il controllo della cocciniglia ferinosa della vite. Allora, cos'è Depur? Depur è una formulazione liquida che contiene appunto il feromone della femmina del Panococcus ficus in forma microincapsulata. Molto importante la caratteristica delle microcapsule, dalla quale dipende le caratteristiche principali del prodotto, perché abbiamo la presenza di microcapsule altamente resistenti che assicurano quindi un rilascio graduale e duraturo nel tempo del feromone, altamente resistenti perché nello stesso tempo devono resistere a, diciamo, le condizioni atmosferiche, quindi non disgregarsi facilmente. Come tutti i feromoni parliamo di prodotti sicuri per quanto riguarda l'impiego, a base acquosa ed è una sospensione uniforme, come vedremo più avanti, che si adatta molto bene ad essere miscelata con la maggior parte dei prodotti che vengono utilizzati. Per quanto riguarda l'applicazione, quindi sono previsti massimo 3 trattamenti anno.
Nel caso dell'uva da vino, quindi il numero di applicazioni che noi consigliamo variano in base all'epoca di raccolta. Come l'epoca di raccolta, come potete vedere, agosto-settembre consigliamo i 2 trattamenti, per raccolte più tardive, fine settembre-ottobre, i trattamenti consigliati sono 3. Come vi dicevo, il prodotto presenta un'ottima, secondo me, miscibilità con la maggior parte di agrofarmaci o fertilizzanti utilizzati, e buona prassi aggiungere comunque in ogni caso il microincapsulato del Depur alla fine, quando si prepara la miscela. E non è necessario poi bagnare i grappoli, perché parliamo di un feromone e non lascia residui, ovviamente. Sì, una cosa importante è che si adatta a qualsiasi volume d'acqua, indipendentemente quindi dal volume che usiamo, dobbiamo considerare la dimensione dell'appezzamento, e non sono previste, diciamo, accorgimenti particolari per quanto riguarda la pressione di applicazione. Il momento di applicazione in campo viene determinato quindi sulla base dell'epoca di raccolta. Faccio un esempio giusto per capirci: se l'epoca di raccolta è prevista per il 1° settembre e dovrò fare 2 trattamenti, farò un trattamento il 1° agosto e uno il 1° luglio. Ovviamente queste considerazioni, queste sono informazioni generali, poi vanno contestualizzate, perché parliamo di prodotti che ovviamente, come sapete meglio di me, si adattano tanto alla lotta integrata. Quindi i vantaggi del prodotto quali sono, riassumendo? Quindi la possibilità di una copertura fino a 4 settimane. Un'applicazione flessibile perché? Perché c'è la possibilità di intervenire al bisogno, diciamo così, cioè io posso anche vedere come sta andando l'annata, la stagione, e intervenire se lo ritengo opportuno oppure no. Ammesso in biologico, facilità di impiego, e vi ho spiegato anche il perché, ovviamente rispetta gli insetti utili, non lascia residui e ovviamente non genera fenomeni di resistenza. In questa slide ho voluto riassumere quella che è la proposta su terra per il controllo della cocciniglia per il 2026. Il Depur ovviamente è il celato VMB, che è il nostro dispenser passivo. Ci sono delle differenze ovviamente tra le 2 piattaforme, e diciamo che in linea di massima il dispenser passivo ci assicura una protezione, diciamo, stagionale, quindi dal momento che viene messo giù fino alla fine, diciamo, del periodo di attività dell'insetto. È l'unico presente nel mercato oggi capace di fare questo, mentre il Depur, come potete vedere e capire dal grafico, si adatta magari a situazioni diverse. Non lo so, non mi piace mettere giù i dispenser, ho una superficie abbastanza grande, o magari in caso di primi focolai, raccolta meccanizzata perché mi possono dare problemi i dispenser, quindi in tutte quelle situazioni, e la differenza è quella che in questo caso la protezione sarà quindi assicurata fino al momento della raccolta. Vi faccio vedere alcune prove che abbiamo fatto in questi ultimi anni. Questa è del 2022, quindi dove è stato, diciamo, in poche parole, poi le 2 tesi erano lo standard aziendale rappresentato quindi da spirotetramat più acetamiprid e il Depur 3 trattamenti più acetamiprid. In basso trovate le date di applicazione. È stato applicato al dosaggio standard di 66 ml ettaro, quindi 2 tappi di bottiglia ettaro, a cadenza di 4 settimane. Come possiamo vedere, i risultati ottenuti quindi alla fine ci permettono di vedere che Depur, in questo caso con le 3 applicazioni, ha permesso, diciamo, di ottenere risultati comparabili allo standard aziendale ed è stato utilizzato come alternativa al trattamento fungicida, al trattamento principale. Curva di volo, vabbè, ovviamente essendo feromone, quindi una volta applicato nell'ambiente determinerà un calo del volo, quindi della presenza dei maschi. Un'altra prova di efficacia, in questo caso le tesi sono 4, c'è anche un non trattato. Il principio è sempre quello, quindi provare a sostituire come dire, un trattamento chimico con 2 o 3 trattamenti di Depur in questo caso. I risultati anche in questo caso sono comparabili, un po' meno col Depur, 2 trattamenti, ma statisticamente non c'erano grosse differenze, a differenza del non trattato che presentava danni piuttosto importanti. Anche in questo caso, come potete vedere in alto a destra, la curva di volo ovviamente risente della presenza del feromone in campo. Un'altra prova invece, questa fatta l'anno scorso, qui siamo in Friuli, quindi
In questo caso abbiamo voluto fare un'applicazione non classica standard di 66 per coprire 4 settimane, ma dimezzando il dosaggio e coprendo per 2 settimane. Quindi i 3 trattamenti, diciamo, classici sono stati divisi in 6. Non è stato fatto nessun trattamento chimico nel caso del Depur, mentre il standard aziendale era rappresentato anche in questo caso dallo spiro Tetramat. Come potete vedere, alla fine ora i risultati, diciamo, ottenuti sono in linea con quelli che abbiamo visto prima, e quindi nel caso qui si parlava di una pressione media, diciamo che siamo piuttosto contenti di quello che abbiamo ottenuto alla fine. Concludo riassumendo che, come ben sappiamo e sapete, diciamo, la situazione oggi è un po' così particolare, forse in futuro sarà ancora peggio, speriamo di no, però quello che voglio dire è che la confusione sessuale, quindi indipendentemente ora dal tipo di insetto target, sicuramente è una delle soluzioni che abbiamo a disposizione, che ci può permettere di ottenere quei risultati che da solo, diciamo, per mancanza magari di disponibilità di molecole o per problematiche che alcuni anni sono più importanti rispetto all'altro, sicuramente si va a inserire in un sistema di lotta integrato che può dare i risultati, diciamo, aspettati. Con questo concludo, ringrazio tutti e Grazie dottor Zizza anche per i tempi, ovviamente. Passiamo ora a Sumitomo con il dottor Andrea Polo. Okay. Giovanni. Buongiorno a tutti, mi chiamo Andrea Polio e rappresento la società Sumitomo Chemical. La mia presentazione riguarderà praticamente dei Bacillus thuringiensis e Bacillus thuringiensis, che sono praticamente la spina dorsale della società. Sumitomo è la principale azienda produttrice e distributrice di Bacillus thuringiensis. Qui vediamo praticamente una vasta gamma che prende in considerazione Bacillus thuringiensis per l'agricoltura, poi abbiamo rappresentati praticamente dai ceppi Tenebrionis, Alzawai e Kustaki. Poi abbiamo i Bacillus thuringiensis specifici per la selvicoltura, che vengono distribuiti in maniera specifica tramite gli elicotteri o comunque anche l'utilizzo di droni, e poi abbiamo anche i Bacillus thuringiensis rappresentati praticamente dalle sottospecie Israeliensis, che riguarda praticamente l'igiene pubblica per la gestione delle larve delle zanzare. Ovviamente per quanto riguarda il comune denominatore di questi Bacillus thuringiensis è l'altissima qualità di formulazione, difatti vengono prodotti in un sito specifico negli Stati Uniti, e vediamo come la produzione viene praticamente garantita da 3 fasi. Abbiamo praticamente la prima fase, che è l'inoculazione della beuta tramite fermentatori, dove all'interno di questa prima fase viene già effettuato un primo controllo qualità. Successivamente abbiamo la formulazione effettiva del formulato e poi dopo l'imbustamento nel vario packaging. Una volta effettuata la seconda fase abbiamo la terza fase, che riguarda un ulteriore controllo di qualità praticamente sulle larve vive per i singoli batch, in modo da garantire la qualità del prodotto e anche l'attività del prodotto stesso. Per quanto riguarda l'aspetto dell'agricoltura, Sumitomo è presente nel mercato italiano da diversi anni. Questi sono i principali brand dei Bacillus thuringiensis che sono presenti in Italia, e abbiamo il Xentari, che è rappresentato dal Bacillus thuringiensis subspecie Alzawai, e poi dopo il marchio Biobit e Dipel per quanto riguarda subspecie Kustaki. Ovviamente sono prodotti che possono essere utilizzati in maniera specifica per quanto riguarda il biologico, però possono anche interagire in una strategia biorazionale e quindi anche in un contesto convenzionale per la gestione appunto degli epidotteri. La caratteristica fondamentale dei Bacillus thuringiensis Sumitomo è rappresentato dalle critossine, che sono all'interno praticamente dei vari cristalli, che sono il motore funzionante e attivo del Bacillus thuringiensis. Vedete come il Xentari e il marchio Dipel e Biobit hanno una caratteristica di avere una quantità elevata di queste critossine. Questo perché è un elemento fondamentale, in quanto l'insetto, una volta che va a cibarsi praticamente del Bacillus thuringiensis, al suo interno nell'intestino abbiamo dei ricettori molto specifici per quanto riguarda il legarsi con queste critossine. Quindi più il Bacillus thuringiensis è ricco di critossine, e sicuramente più il funzionamento è importante e veloce.
Questo perché nel mercato italiano vediamo come ci possono essere diverse tipologie di Bacillus thuringiensis, dove possono avere delle cratossine sbilanciate o comunque particolarmente non eterogenee e che possono favorire quindi la formazione di un'attività non completa o comunque particolarmente lenta con i vari lepidoteri. La caratteristica all'interno dei Bacillus thuringiensis sumitomo è data praticamente dalle formulazioni, in quanto ha un'esca petente, quindi non serve la zuccherazione della miscela. Abbiamo visto come il profilo multitossinico è l'elemento fondamentale di funzionamento di questi prodotti, e poi sono dei VG e quindi possono essere miscelati con tutti gli agrofarmaci, tutti i concimi, non vanno a creare polvere, quindi sono estremamente sicuri per quanto riguarda l'operatore finale, e possono essere gestiti come un normalissimo agrofarmaco, in quanto il Bacillus thuringiensis è inerte. Uno degli aspetti qualitativi della formulazione è rappresentato da queste prove in laboratorio, dove vediamo praticamente come un Bacillus generico può avere una non completa solubilizzazione della sostanza attiva all'interno di un botte, e quindi si vede praticamente il deposito che si va a creare, cosa che invece in questo caso col Dipel vediamo la solubilizzazione del principio attivo immediato all'interno dell'acqua. L'altra caratteristica che siamo andati a verificare è data praticamente dalla resistenza al dilavamento. Sono state fatte praticamente delle prove con l'Università di Wageningen, quindi una struttura molto importante e rinomata per quanto riguarda appunto anche l'innovazione nel comparto dell'agricoltura, dove praticamente si è simulato una serie di precipitazioni artificiali per vedere appunto la tenuta di questi prodotti. Le fasi, abbiamo la prima fase dove praticamente sono state utilizzate delle piantine di cetriolio, dove praticamente è stato simulato una distribuzione del Xentari Biobit e Dipel per un volume di distribuzione di 1000 litri etero. Successivamente è stata lasciata ad asciugare e poi sono state create artificialmente delle piogge. Una pioggia per quanto riguarda l'intensità da 0 a 20 mm e una simulazione di pioggia per quanto riguarda invece la durata 2 mm all'ora per un complessivo di 8 ore, proprio per vedere la resistenza di aggrapparsi e di dilavamento di questi formulati. Successivamente sono state inserite, una volta essiccate, delle larve di Spodoptera e infine praticamente sono state effettuate delle analisi nel dischetto della scatola Petri delle foglie praticamente che sono state erose. Questo è praticamente il protocollo sperimentale. Per quanto riguarda l'intensità della pioggia abbiamo il testimone, dove abbiamo delle piante che hanno ricevuto 0, 2,5, 5 mm, 10 e 20 mm di acqua in un colpo solo, e anche poi dopo le rispettive tesi con Xentari, Biobit e lo standard di riferimento. Vediamo come praticamente, se andiamo a concentrarsi nell'ultimo rilievo dopo il quarto giorno, l'ultima irrigazione, vediamo come i formulati Sumitomo, quindi Xentari e Dipel, mantengono una protezione sicuramente superiore per quanto riguarda gli istogrammi in grigio rappresentati dal non trattato, e rispetto anche al reference, che tende praticamente ad aumentare il danno della foglia causato dall'insetto. Se andiamo invece a verificare anche l'altro aspetto, quindi la durata delle piogge praticamente da 0 a 8 ore, con un comprensivo di 16 mm complessivi, anche in questo caso è stato preso in considerazione un testimone non trattato, il Xentari, il Biobit e un reference di riferimento. Vediamo come anche in questo caso, come Xentari, Dipel e Biobit tendono a mantenere un basso attacco o comunque un basso danneggiamento delle foglie rispetto allo stesso reference che è stato utilizzato e ovviamente il testimone, dove praticamente era stato completamente distrutto. Concludo la mia presentazione riassumendo un po' l'utilizzo o comunque una rivalutazione di quello che può essere il Bacillus thuringiensis anche in un contesto convenzionale, in quanto è un prodotto che può essere utilizzato in associazione, in una strategia anche con insetticidi convenzionali, proprio perché ad esempio i principi attivi attuali sono particolarmente specifici e delicati. Possono prevenire quello che è il fenomeno dell'insorgenza delle resistenze, proprio perché favoriscono appunto meccanismi d'azione diversi per ingestione. Sono dei prodotti praticamente selettivi per gli insetti beneficial, sia per quanto riguarda le api o altri insetti utili presenti nel nostro vigneto. Sono un partner
perfetto per quanto riguarda la confusione sessuale e il disorientamento sessuale, ed infine sono prodotti che non residuano, quindi anche l'aspetto finale del prodotto finale può essere preso in considerazione con l'assenza del residuo. Io avrei terminato, se ci sono domande e indicazioni sono a disposizione. Va bene, grazie Andrea, dottor Andrea Polo della Sumitomo. Passiamo ora al dottor Alberto Fulici della SIPCAM, sentiamo un po' le novità sull'EPIC. A posto. Allora, grazie Fiorello per la presentazione. Allora parto insomma abbastanza spedito. Allora, quello che io presenterò oggi non è altro che uno studio di 2 anni che SIPCAM ha proseguito, ha fatto insieme all'Università di Verona nella persona del professor Mori e insieme ad Agrea. In questo studio cosa siamo andati ad indagare? Siamo andati ad indagare come reagisce un prodotto insetticida, in questo caso EPIC, in miscela con dei biostimolanti. Sapete tutti che negli ultimi anni, soprattutto quando parliamo di lotta allo Scafoideus titanus, è sempre stato consigliato l'utilizzo di coadiuvanti per aiutare la penetrazione del principio attivo, però fondamentalmente non c'è mai stata data un'indicazione di quanto questi prodotti portino all'interno della pianta veramente più principio attivo, se questo principio attivo fosse più o meno efficace, ed è quello che siamo andati ad indagare noi. Allora, come prima prova, nel 2023 tramite l'Università di Verona cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto delle analisi di laboratorio praticamente, perché comunque anche se le analisi non sono state fatte in pieno campo, ma diciamo che il laboratorio spiega ovviamente nel dettaglio cosa succede magari in pieno campo. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso delle piante, delle barbatelle di vite e le abbiamo trattate con diverse tipologie di miscele, ovviamente sia con EPIC da solo che con dei biostimolanti del nostro catalogo. Successivamente al trattamento, dopo 1 ora e 24 ore, sono stati presi dei campioni da queste piante. Okay? E cosa siamo andati a misurare? Siamo andati a misurare quanti microgrammi di acetamiprid sono stati assorbiti dopo 1 ora e dopo 24 ore. Quindi quello che vedete qui sono praticamente le tesi che sono state utilizzate, quindi vediamo EPIC da solo alla dose di 1,5 litri, classica dose Scafoideus, poi successivamente le varie miscele, con il Blackjack Bio, Leonardite attivata, Abis Pro, che è una miscela di alghe brune con estrazione meccanica, quindi non sono residui di altre lavorazioni, quindi l'alga è 100%, i principi attivi sono 100% rimasti all'interno della matrice, Perfectose Plus, che sono aminoacidi levogiri di origine vegetale, e cosa? Il coadiuvante, il famoso coadiuvante che insomma è sempre stato detto di aggiungere. Quello che vediamo qui adesso invece è l'analisi di EPIC utilizzato da solo, quindi dopo 1 ora dal trattamento vediamo che sono entrati 2,5 microgrammi per grammo di foglia di acetamiprid, dopo 24 ore 12,95. Quindi questa è la situazione senza l'aggiunta di nessun coadiuvante. Qui invece vediamo tutti i coadiuvanti, partiamo dal Blackjack, ovviamente dopo 1 ora dal trattamento ne sono entrati di microgrammi di acetamiprid 3,62, che sembrano comunque dei numeri bassi, ma se io vado a vedere percentualmente vuol dire che ne è entrato il 44% in più. Dopo 24 ore ne è entrato il 57% in più, 20,45 grammi contro quasi i 13 grammi del prodotto utilizzato da solo. Lo stesso l'abbiamo visto per la Bispro, lo stesso per il Perfectose in maniera un po' più marginale, e anche per il coadiuvante. Quindi coadiuvante, diciamo che quello che si è sempre detto insomma, di aggiungerlo al trattamento insetticida, lui effettivamente faceva il suo lavoro. Infatti abbiamo un più 14% dopo le 24 ore. Cosa interessante è che sì, faceva il suo lavoro, però lui diciamo, lavora da un punto di vista meccanico, quindi praticamente aumenta la distensione della gocciolina sulla foglia e quindi non apporta un beneficio da un punto di vista fisiologico, che è quello che invece fa il biostimolante. Prima parlavamo appunto di cambiamenti climatici, di piante stressate. Qua vediamo che trattare con un biostimolante, ovviamente in questo caso Blackjack e Abis Pro, che sono stati i 2 che hanno portato l'incremento maggiore, hanno effettivamente dato un aumento molto superiore rispetto a quello del coadiuvante singolo. Quindi diciamo dopo questo primo anno tramite l'Università di Verona abbiamo individuato questi 2 biostimolanti del nostro portafoglio per essere indagati un po' più nel dettaglio, perché sì è vero, è entrato più principio attivo,
ma questo principio attivo effettivamente mi porta più potere insetticida? Perché non lo sapevamo, quindi tramite Agrea l'anno successivo, quindi il 2024, siamo andati a indagare questo aspetto. Anche qui le prove si sono svolte in ambiente controllato, quindi avevamo dei barbatelloni sui quali sono stati fatti i trattamenti con i protocolli che avete visto prima, ma concentrati esclusivamente su Abis Pro e Blackjack Bio. E ecco qua, la barbatella, ovviamente c'hanno tutte le varie ripetizioni, le varie tesi, su ogni barbatella sono stati inseriti poi successivamente 10 individui di Scaphoideus titanus L3, che siamo anche un po' oltre l'età, diciamo, dove si va normalmente a trattare con un prodotto sistemico. Le barbatelle sono state trattate tutte nello stesso momento, successivamente, tempo T1, T2, T3, 3 giorni dopo, 7 giorni dopo, 10 giorni dopo, sono stati inseriti gli Scaphoideus titanus, in modo tale da vedere sia efficacia che anche persistenza del prodotto. Questo è il protocollo, come vi ricordo quello di prima, quindi 1 litro di Abis Pro e 1 litro di Blackjack Bio, che sarebbe il dosaggio a ettaro. Questo è quello che vediamo al momento T3, quindi vuol dire che io sono andato a fare, ho inserito gli insetti 3 giorni dopo che avevo trattato quella barbatella. Ok, quindi vediamo qua i monitoraggi a 6, a 13, a 17 giorni, e quello che vediamo, mi concentro sugli ultimi, su 17 giorni, vediamo che qui praticamente la mortalità raggiunge il 90%, 80% contro un 50% del prodotto utilizzato da solo, con differenza statistica. Ok? Andiamo a vedere la mortalità invece a 10 giorni, quindi gli insetti io li ho inseriti 10 giorni dopo che ho fatto il trattamento, quindi anche qui stiamo parlando che è un trattamento sistemico fatto in pieno campo, comunque anche con un insetto che mi arriva parecchi giorni dopo, stiamo parlando di più di una settimana, con monitoraggio poi a 24 giorni, vediamo che la barbatella trattata con il Blackjack Bio ha dato dei risultati che sono del 20% superiori invece alla barbatella con esclusivamente l'Epic. E qui stiamo parlando comunque, vi ripeto, lo sottolineo, l'insetto è arrivato 10 giorni dopo sulla pianta, cioè non 1, non 2. Quindi diciamo che con tutti questi 2 anni di prove noi siamo arrivati alla conclusione che utilizzando uno di questi 2 prodotti, o Abis o Blackjack, al dosaggio che avete visto, quindi di 1 litro all'1, abbiamo un aumento dell'attività insetticida, un aumento della persistenza e di conseguenza, e visto che stiamo utilizzando dei biostimolanti andiamo a migliorare anche lo stadio fisiologico della pianta, perché non abbiamo usato un coadiuvante che non porta nessun cambiamento dal punto di vista fisiologico della pianta, quindi è quello, diciamo, l'effetto su cui dobbiamo puntare. Quindi noi alla fine di questi due anni di sperimentazione abbiamo diciamo, coniato un termine che noi definiamo Intake Tech Technology, che si basa sull'utilizzo di EPI con questi 2 biostimolanti, perché ovviamente non banalizziamo sul fatto di dire utilizzo un'alga, utilizzo una leonardite qualsiasi, perché ovviamente i biostimolanti hanno delle formulazioni che sono originali e che sono esclusività nostra, quindi i risultati che avete visto prima sono da attribuire esclusivamente alle formulazioni di questi 2 prodotti. Quindi anche qua ve l'ho riassunto in una slide un po' più sintetica, diciamo, quindi abbiamo una sinergia d'azione, miglioramento delle prestazioni dell'insetticida, miglioramento della fisiologia delle culture e una garanzia di compatibilità sia nelle miscele che nella selettività appunto sulla pianta. I 2 prodotti appunto utilizzati hanno il Blackjack e l'Abis Pro. Io ho chiuso e vi ringrazio tutti per l'attenzione. Grazie Alberto. Allora sentiamo adesso la dottoressa Silvia Gugole di Serbios, parlerà del surround, quindi abbiamo sentito anche all'inizio un po' di questi incontri, vediamo un po' questo prodotto. Mi mancano le slide. Ah, ok, pardon. Surround VP Crop Protectant, insetticida a base di caolino calcinato o silicato d'alluminio, è una polvere bagnabile consentita in agricoltura biologica, ad attività deterrente ed è un'ottima integrazione alle varie strategie di difesa. Questa è l'etichetta che per velocizzare la registrazione abbiamo mutuato da un paese terzo e come vedete in fondo la vite su Scaphoideus titanus ha l'asterisco perché abbiamo avuto l'anno scorso l'uso eccezionale
con i dosaggi e le modalità applicative che vediamo sulla destra dello schermo. Questi invece sono i dosaggi relativi a tutte le altre colture. E un prodotto diversi vantaggi, sì, non è solo uno slogan. Sappiamo che finora il kaolino è stato venduto, il surround è stato venduto come corroborante per la sua attività fotoprotettiva, ma grazie alle prove registrative e alla registrazione stessa possiamo finalmente dichiarare anche la persistente deterrenza che ha il Surround VP nei confronti di diversi insetti dannosi. È un prodotto miscibile con tutti i formulati perché è una polvere di roccia, quindi è chimicamente inerte, non reagisce con nessuna molecola, è applicabile come abbiamo visto in tutti i programmi di difesa, e non ha buffer zone in etichetta e non ha tempi di carenza. Quindi con un prodotto è possibile coniugare la difesa fitosanitaria e la protezione da stress abiotici. Questa è una prova che stiamo facendo con la Fondazione Edmund Mack per quantificare il limite di pioggia necessario al ripristino dell'applicazione del prodotto. Vediamo i primi due dischetti che rappresentano un'applicazione frazionata del Surround VP, primo e secondo trattamento rispettivamente 25 kg ettaro e 25 kg ettaro, in confronto con terzo dischetto un unico trattamento a 50 kg ettaro, ovvero il dosaggio massimo da etichetta. Vediamo che in tutti i casi la distribuzione è soddisfacente, però nei primi due dischetti vediamo che la distribuzione è ottimale, mentre invece con un unico trattamento si vede che c'è qualche accumulo in più. Quindi questo conferma quanto abbiamo sempre consigliato nelle nostre linee tecniche, ovvero una distribuzione frazionata per razionalizzare i trattamenti e quindi coprire la vegetazione in crescita durante la stagione, e allo stesso tempo ragionevolmente si pensa che ci saranno degli eventi piovosi e quindi si ripristina anche il dosaggio a seguito appunto di dilavamento. Sulla sinistra un'immagine di come appare una chioma ben trattata con 2 trattamenti a 25 kg ettaro ciascuno. Sulla destra un esempio di cattiva copertura di una macchina tarata male, visto che si parlava prima di taratura. Verosimilmente, se fosse una spalliera nella foto di destra, la fascia indicata dallo scarabocchio blu sarebbe la fascia dove avremmo la distribuzione della nostra produzione, e lì un eccesso di pressione ha portato il prodotto ad andare oltre target, quindi così è come non bisogna utilizzare il Surround VP. Vi faccio vedere delle prove di efficacia nei confronti di Scaphoideus titanus. La prima, andiamo un po' indietro, 2004. Centro di saggio francese a basso volume, è stata messa a confronto ovviamente un testimone non trattato con 4 tesi trattate con Surround con diverse modalità d'applicazione e diversi dosaggi, come potete vedere, in confronto con una tesi trattata con un reference di mercato a base di lambda cialotrina a dosaggio di etichetta. Vi aiuto nella lettura della tabella, andiamo direttamente in fondo, l'ultima colonna a destra. Vediamo i risultati a 28 giorni dopo l'ultimo trattamento, quindi quasi un mese dopo l'ultimo trattamento, e vediamo che l'unica tesi a differenziarsi significativamente e a mostrare un'efficacia del 100% è la tesi trattata con Surround frazionato con il dosaggio superiore, quindi il primo trattamento era 25 kg ettaro e i successivi 2 trattamenti 12 kg e mezzo ettaro. L'altra tesi che non si differenzia significativamente dalla tesi a efficacia 100% a base di Surround è la tesi trattata con lambda cialotrina, che però dopo un mese presenta un'efficacia dell'80%. Efficacia ovviamente destinata a diminuire nel tempo perché, come tutte le molecole, ha un suo degradamento cronologico. Ecco. Seconda prova 2025, centro di saggio Agrea, dosaggio volume di riferimento per i vigneti, 4 trattamenti, 4 tesi, testimone non trattato, una tesi trattata solo con Surround a 30 kg ettaro, altra tesi trattata con Surround 30 kg ettaro più un mix di oli vegetali in prova, e una tesi trattata con un reference di mercato a base di flupiradifurone, un trattamento con dosaggio da etichetta. Vediamo nel grafico in rosso il testimone non trattato, blu flupiradifurone, verde Surround, giallo Surround più
oli vegetali, e vediamo che proprio quest'ultima tesi è quella che ha permesso un miglior controllo durante tutto il periodo di osservazione. Se esplodiamo l'ultimo rilievo a 13 giorni dopo l'ultimo trattamento, in termini di efficacia vediamo che la tesi trattata con fluopiradifurone ha mostrato un'efficacia del tutto comparabile alla tesi trattata con Surround VP Crop Protectant, e questo è esattamente il motivo per cui noi consigliamo sempre di miscelare il Surround VP con l'ecitina per migliorarne per l'appunto la persistenza. Chiaramente questi risultati ci incoraggiano a procedere nella richiesta di estensione di etichetta, ma ricordiamo che la necessità di registrare questo prodotto come prodotto fitosanitario e quindi non più solo come corroborante è nata dalla necessità di incontrare la normativa che, come abbiamo già precedentemente accennato, prevede di dover trattare il 100% della superficie evitata con un trattamento insetticida nei confronti dello Scaphoideus titanus. È un prodotto oltretutto a basso rischio e quindi è un prodotto che protegge sia gli utilizzatori che gli astanti. Ci sono svariate analisi fatte da enti terzi indipendenti che certificano che il nostro Surround VP è esente da silice cristallina, ma anche da metalli pesanti. C'è uno studio tuttora in corso presso l'Università di Ferrara che mette a confronto i diversi formulati di mercato disponibili. Ultimo, ma non ultimo, la persistenza dell'efficacia. Come abbiamo visto, a un mese dall'ultimo trattamento, una tesi trattata con Surround ha ancora un'efficacia del 100% nel controllo dello Scaphoideus titanus, e questo è un motivo, il motivo che ci fa consigliare l'utilizzo di Surround VP Crop Protectant come integrazione dell'attuale difesa fitosanitaria. Abbiamo visto che in tutti questi anni la gestione del vettore, quindi dello Scaphoideus, ha sicuramente permesso il controllo delle popolazioni, ma non ha aiutato a limitare o a evitare addirittura la diffusione della flavescenza dorata. Quindi è esattamente qui che si inserisce il Surround per il suo meccanismo d'azione, ovvero depositando uno strato minerale sulla vegetazione impedisce la puntura di suzione da parte dello Scaphoideus titanus e quindi l'acquisizione del fitoplasma, ovvero poi la trasmissione della flavescenza dorata che, come sappiamo, a differenza di altre malattie del legno, avviene da pianta malata a pianta sana. Questa è l'etichetta che avremo come uso eccezionale quest'anno, ci sono delle piccole differenze, avremo un trattamento in più, sarà un po' più chiara perché sappiamo che quella dell'anno scorso era un po' più complicata, diciamo, da leggere, e saranno gli usi ammessi dal 1° aprile contro Scaphoideus titanus. Non ho il tempo oggi di farvi vedere le prove, ma le ho mostrate in altre occasioni. Comunque abbiamo dimostrazione che l'applicazione su Surround VP ha anche un effetto di disturbo nei confronti di altri insetti dannosi, e per chi proprio non avesse voglia di trattare tutto il vigneto può sempre incontrare la normativa di riferimento applicando Surround VP sulle zone buffer, perché abbiamo visto che non ce ne sono in etichetta perché è un prodotto a basso rischio, e concentrare i trattamenti insetticidi abbattenti all'interno del vigneto. Ultima cosa, per chi come me si fosse chiesto se il caolino in fermentazione, in vinificazione desse dei problemi, abbiamo prove che oggi non vi posso mostrare perché non abbiamo tempo, però possiamo confermare e garantire che, essendo inerte, non sposta nessun equilibrio, non fa precipitare acido citrico, acido tartarico, non sposta nessun equilibrio nel vino, quindi è un prodotto del tutto safe. Grazie. Grazie dottoressa Gugole. E passiamo ora al Nufarm, Roberto Balestrazzi. Qui abbiamo insetticida e fungicida, no? Roberto. Buongiorno a tutti, ringrazio anche quest'anno Condifesa per l'opportunità che ci dà di portare degli aggiornamenti per quanto riguarda le strategie di difesa, e vi parlerò appunto di alcuni aggiornamenti delle prove fatte per quanto riguarda la difesa da insetti e malattie. In particolare per gli insetti parliamo di Kestrel e di Chymosorbi, due insetticidi di Nufarm con formulazioni esclusive. In particolare quando parliamo di Kestrel e acetamiprid 200 grammi litro, formulazione concentrata con solventi particolari che consentono una elevata penetrazione all'interno della vegetazione, quindi resistenza al dilavamento, ma anche una maggiore attività e persistenza d'azione. Inoltre formulazione concentrata vuol dire meno volumi da movimentare e da smaltire.
L'altro formulato è Chymo Sorbi, che è a base di lama soltrina, anche questa è una formulazione esclusiva brevettata Sorbi, che permette di avere un elevato effetto abbattente con bassi dosaggi di impiego. Una formulazione anche pratica nell'uso, ampio spettro d'azione su variati insetti e brevi tempi di carenza. E sono 2 applicazioni all'anno consentite. Vado a dare alcuni aggiornamenti per quanto riguarda Scafoideo e riparto da una prova fatta negli anni scorsi in cui avevamo messo già a confronto 2 diversi dosaggi ettolitro di Kestrel, i 22,5 e i 45, e una strategia col Chymo Sorbi e un'applicazione invece di strategia col doppio trattamento di Chymo. Come vedete l'attività abbattente anche al primo rilievo a 3 giorni dal trattamento è molto elevata per entrambi i dosaggi di Kestrel, che conferma quindi un'elevata efficienza del formulato e la possibilità quindi di lavorare con dosi ettolitro svariate. Chymo Sorbi conferma il suo elevatissimo effetto abbattente. Questa invece è una prova svolta nel 2025 a provincia di Padova col centro di Saggio Agrea. Avevamo un'infestazione abbastanza importante, sul testimone all'inizio diciamo, avevamo circa 33 neani sulle 100 piante, sulle 100 foglie scusate, controllate, e avevamo strategie con Kestrel a 0,25, quindi sono 50 grammi di attivo ettero, in strategia con Chymo Sorbi, e a confronto avevamo una strategia con un altro formulato di SM-Prid con un dosaggio più elevato, 75 grammi di attivo, e flupire di furone che sono 100 grammi di attivo. Nelle altre 2 strategie il prodotto battente secondo la ribattuta è stata fatta con tofluvalinate. Vedete come al primo rilievo comunque non c'è differenza fra i vari formulati, eccetto il Chymo Sorbi che conferma il suo elevatissimo effetto abbattente a breve periodo. Nel secondo rilievo finale vedete che entrambe le strategie, l'alternanza di Kestrel e Chymo o il doppio Chymo, un controllo completo in linea con le altre soluzioni. Che previsto l'estensione su cocciniglia, e questo è molto importante visto che mancano alcune soluzioni, sono venute a mancare o vengono confermate per uso emergenziale, quindi speriamo il prossimo anno di avere un'etichetta. Abbiamo verificato l'attività di Kestrel a confronto con flupira di furone, e vediamo come in una situazione in cui l'infestazione è partita inizialmente sulle foglie ma solo nella seconda metà di agosto poi è passata ai grappoli, questo è legato anche probabilmente alle temperature estive molto elevate, e vediamo come Kestrel abbia avuto un controllo completo dall'inizio alla fine della prova, in linea con i risultati del prodotto di riferimento, anzi numericamente superiori. Quindi qui richiamo un po' quelle che sono le indicazioni di etichetta e ricordo che bassi dosaggi di impiego, una praticità per l'agricoltore, ma anche un costo-beneficio molto conveniente per l'agricoltore. Un cenno anche all'attività ai fungicidi, in particolare a Nando Maxi a base di fluazinam. È un prodotto per noi di grande interesse perché abbiamo una possibilità di controllare più patogeni, in particolare lavora, come è stato anticipato anche prima da altri colleghi, su Peronospora, Botriti, ma anche attività di contenimento di Black Rot e Oidio, e approfondirò anche questo aspetto. 3 trattamenti per stagione, con anche un tempo di rientro rapido. L'importanza di fluazinam è perché è l'unica sostanza attiva che fa parte di nitroaniline, quindi abbiamo anche un meccanismo d'azione unico. Non è espressamente nel FRAC un multisito, però non è neanche un monosito, anche perché agendo a livello di un processo e anche andando ad alterare l'attività della membrana cellulare permette di avere azione su più livelli e quindi è assimilabile ai multisito. Ha un'elevata affinità con le cere, e questo ne permette una elevata resistenza al dilavamento e un ampio spettro d'azione. Qui richiamo ad esempio per il discorso dell'affinità con le cere una tabella che riporta il coefficiente ottanolo-acqua di diversi antiperonosporici e vedete come fluazinam è tra i prodotti al più elevato capacità di adesione alle cere. Come anche lo spettro d'azione, ho messo in grassetto quelli che sono i target per quanto riguarda la vite, ma vedete lo spettro è molto ampio su varie tipologie di funghi. E veniamo ora a un'esperienza per confermare l'attività su Botrite, prova fatta in queste zone anche grazie al dottor Dalla Torre, che ringrazio, che ha trovato l'azienda e anche coordinato alcuni rilievi,
E vediamo, avevamo confrontato una strategia standard con pirimetanil, ciprodinil, fludeoxinil e isofetamid ad invaiatura, con 3 trattamenti di fluazinam, la tesi 3. Oppure la tesi 4, una strategia che prevedeva i primi trattamenti con fluazinam e l'invaiatura con isofetamid. E infine la tesi 5, che sono solo trattamenti, diciamo, nella fase fino alla prechiusura, quindi trattamenti mirati anche alla peronospora, senza il trattamento di invaiatura. L'attacco è stato abbastanza importante, a metà agosto avevamo il 16% e poi proprio con le piogge di agosto siamo arrivati a un 32% al 26 di agosto, quindi un'incidenza significativa. Queste sono foto dalla prova e vediamo come la strategia di riferimento sia funzionata molto bene, ma anche la Tesi 3 ha avuto gli stessi risultati, in particolare all'ultimo rilievo, come anche la Tesi 4, quindi Nando Maxi inserito nelle strategie ha avuto ottimi risultati. La Tesi 5, che non prevedeva l'ultimo trattamento, ha comunque avuto un ottimo risultato se consideriamo che non abbiamo fatto nessun trattamento da fine giugno in poi per la botrite. Un'ulteriore prova fatta in provincia di Ravenna dove abbiamo messo invece a confronto Nando Maxi con 3 trattamenti di uno standard di riferimento, questa è una prova fatta dal Consorzio Grado di Ravenna, e qui abbiamo avuto anche la presenza di marciume acido. Come vedete l'efficacia, qui siamo arrivati fino al 15 di settembre, quindi è stata la raccolta molto tardiva e l'ultimo trattamento è stato fatto il 4 di agosto, quindi l'efficacia dello standard di riferimento è decresciuta man mano, ma Nando Maxi, proprio grazie alla sua adesione alle cere, ha mantenuto un ottimo livello di protezione sia su botrite che anche su marciume acido, molto interessante, legato proprio all'ampio spettro d'azione. Ho citato il Black Rot, quindi vi faccio vedere un'esperienza fatta sempre lo scorso anno su Black Rot, proprio per confermarne l'efficacia. Lo standard di riferimento è azoxystrobin, autorizzato per questa avversità, e vedete qui i risultati sia dell'attacco che dell'efficacia. Nando Maxi riporta un'attività piena, vedete, in linea e numericamente superiore a quella dello standard. Su foglia, ma anche su grappola, anzi su grappola la differenza è più significativa, vediamo che abbiamo Nando Maxi, veramente un'ottima protezione del grappolo da Black Rot, diciamo, in linea con quelle che possono essere le attese dell'agricoltore. Per ricordarvi anche l'attività antioidica, riporto qui un'esperienza fatta negli anni scorsi, dove avevamo messo a confronto Nando Maxi con una linea che prevedeva Metiram e Ditianon, oppure con una linea con Folpet, e si è andato a verificare l'attività sia su peronospora che oidio. Abbiamo lavorato su pino grigio, che è sensibile ad entrambe le patologie, e qui vediamo il grado d'attacco. Vedete come il testimone era presente peronospora, in particolare abbiamo guardato quello che è il dato sui grappoli, che sono quelli più, diciamo, che più ci interessano. Nei 2 rilievi Nando Maxi è assolutamente in linea con gli standard di riferimento. Se andiamo a valutare l'oidio, invece, gli standard di riferimento hanno un'attività antioidica diciamo collaterale, viene data per il Folpet, ma vedete rispetto al Nando Maxi ha avuto un contenimento dell'oidio significativamente superiore e un ottimo livello di protezione. Quindi, per chiudere, Nando Maxi è un prodotto che può essere utilizzato per il controllo della peronospora e della botrite. Per il discorso peronospora e attività collaterale Black Rot oidio, la dose è 100 ml ettolitro e abbiamo 3 trattamenti. Se punziamo alla botrite possiamo alzare la dose anche a 150. Ricordo che il prodotto non è miscibile con prodotti a base olio e nel caso dovessimo avere situazioni di alta pressione e vogliamo allungare i turni di intervento, possiamo miscelarlo con fosetil, fosfonato o altri endoterapici, è invece perfettamente miscibile. Io vi ringrazio e rimango a disposizione per eventuali domande. Sì. Ok Roberto, grazie per il tuo intervento. Allora, la Gowan, Andrea, che parlerà di prodotti anche lui soprattutto antiperonosporici, da quello che ho capito, no? Ecco, i calendari dove posizionarli a seconda naturalmente di quella che è la presenza dei prodotti Gowan. A te Andrea. Grazie, buongiorno a tutti, grazie anche a Fiorello che ci ha dato la possibilità di partecipare oggi. Io appunto vi parlerò della nostra linea antiperonosporica, in particolare di alcuni prodotti che vedete lì, Airone, Fantic e i prodotti della linea Zoxamide.
Iniziamo con i rameici, con la nostra linea Airone, quindi sono soluzioni sia in formulazione VG che liquida a base dei due sali di rame, da idrossido ed ossicloruro, in uguali percentuali, 50% di uno e 50% dell'altro. Il vantaggio di questi formulati è che sostanzialmente la presenza di entrambi i sali di rame garantisce un'equilibrata e costante presenza di ioni rami attivi in soluzione. Lo ione rame attivo è quello che esercita l'attività fungicida, quindi una massima protezione e costante nell'intervallo di tempo. L'anno scorso abbiamo svolto un'interessante esperienza a proposito dei rameci, in particolare Airone liquido, ma poi vedremo anche il VG, riguardo ad un target che si sta sempre più presentando nei vigneti, che è le scoriosi. Abbiamo applicato Airone liquido, vedete lì, alla dose di 1,5 litri per ettaro dalla fase di rottura gemme, quindi abbiamo sfruttato le caratteristiche di questo prodotto, di questo formulato, presente un'ottima adesività, un'ottima selettività anche in caso di abbassamenti termici, quindi il prodotto risulta essere sempre abbastanza molto selettivo. Questa è la prova, l'abbiamo svolta in provincia di Mantova su varietà cortese, prodotti applicati per 3 volte, 3 trattamenti a distanza di 7-8 giorni, vedete là il protocollo con i prodotti coinvolti, l'Airone più che è la formulazione VG ad 1,5 kg, l'Airone liquido a 2 dosaggi, 1,5 litri e 2, e un confronto che era il Folpet all'80%. Come potete vedere dal danno sui germogli, abbastanza alto, circa il 50% dei germogli risultava colpito, mentre le tesi trattate hanno fatto rilevare un danno piuttosto esiguo, intorno al di sotto del 10%, e in linea anche con il confronto utilizzato in questa occasione. Quindi i prodotti assolutamente sono in grado di svolgere questa tipologia di attività anche nei confronti delle scoriosi senza nessun sintomo di fitotossicità, e ovviamente per i trattamenti, non magari il primo ma i successivi, ovviamente il formulato funziona anche nei confronti della peronospora. Quindi i vantaggi di questi formulati, oltre alla disponibilità di un rame attivo presente in soluzione che abbiamo detto prima, sono prodotti molto selettivi, hanno un'ottima efficacia anche alle dosi ridotte, quindi anche la dose minima di etichetta, un'ottima copertura della superficie vegetale e un'elevata adesività grazie alla formulazione e alla tecnologia di produzione. Ricordo anche la perfetta selettività di entrambi i formulati, sia il VG che il liquido. Veniamo all'altro prodotto, si tratta di Fantic-F, quindi un antipronosporico a base di Benalaxyl-M e Folpet, formulazione VG con dose di impiego 2 kg per ettaro. A questo dosaggio, vedete, diamo circa 75 grammi per ettaro di sostanza attiva di Benalaxyl-M e quasi 1 kg di Folpet. L'attività del Benalaxyl-M è un'attività di tipo locosistemico, quindi il prodotto è in grado comunque di penetrare e di diffondersi nei dintorni del punto di applicazione, questo vale su tutti gli organi della pianta, sia foglie che grappoli. La cosa è ulteriormente dimostrata attraverso l'utilizzo di Benalaxyl marcato, attraverso il carbonio 14, vedete che rispetto alla prima foto in basso a sinistra dove viene evidenziato il punto di applicazione, nelle ore successive si può ritrovare il prodotto sulle porzioni limitrofe e superiori rispetto al punto di applicazione, quindi l'attività locosistemica del prodotto è assolutamente confermata. Dove posizioniamo questo fungicida? Questo Fantic-F lo posizioniamo in 2 fasi ben identificate, da foglie distese sino a prefioritura, quindi all'inizio stagione, dove possiamo sfruttare molto bene l'attività del Benalaxyl-M, data la sua locosistemia, protegge molto bene la parte basale della pianta, la fascia produttiva, quindi il grappolo e le prime foglie basali. Cosa molto importante, visto anche gli andamenti piuttosto pericolosi che si possono verificare durante il periodo primaverile, quindi anche con appunto il rischio poi di infezioni primarie da peronospora, che in questo modo possono essere controllate molto bene.
Un secondo posizionamento è dopo la legagione, dopo la fioritura, quindi in fase di allegagione. Qui si può sfruttare, diciamo, l'attività antibotritica del Folpet, ma anche l'ottima adesività alle cere che possiede il Benarxi, quindi in grado di proteggere molto bene anche il grappolo in corso di accrescimento. Ove richiesto, ovviamente il prodotto è miscelabile con altre sostanze attive, in questo caso abbiamo citato Cuneb, che è il fosfonato di potassio, per dare maggiore persistenza anche all'intervento. Veniamo alla linea Zoxamide, abbiamo 3 formulati, Zoxium, Rebut ed Electis R. Lo Zoxamide, sapete, è una molecola che ancora ad oggi ha un meccanismo di azione unico, è una molecola che ha un elevato grado di protezione e persistenza di azione, resiste molto bene al dilavamento, un'ottima attività collaterale nei confronti di botrite se parliamo di vite e alternare per quanto riguarda le orticole, ottimo profilo ecotossicologico e ambientale e anche un elevato effetto sinergico quando miscelate insieme ad altre sostanze attive. I formulati sono questi: Zoxium è la zoxamide pura 200 grammi per litro, in formulazione SC, sospensione concentrata. In questo formulato alla dose di 0,75 potete somministrare 180 grammi di sostanza attiva per ettaro, è la massima concentrazione disponibile ed utilizzabile della molecola per quanto riguarda la difesa antipernosporica. A questa concentrazione si massimizza sia l'attività antipernosporica ma si ottimizza anche l'attività antibotritica. Poi abbiamo Rebut, dove Zoxamide è unita insieme a Cimoxanil in formulazione concentrata, vedete la dose da 0,40 a 0,45 kg per ettaro, un formulato VG, molto interessante perché il dosaggio è ridotto, quindi anche poi la gestione delle confezioni da smaltire risulta essere molto più agevole. Confezione da chilo. L'Electis R è Zoxamide più rame da solfato tribasico, con un dosaggio di 3 litri per ettaro e una buffer zone molto ridotta di 7 metri. Dove consigliamo l'impiego dei formulati a base di Zoxamide? Sostanzialmente dalla prefioritura sino ad arrivare in prossimità dell'invaiatura, con i 3 formulati ovviamente da inserire nelle strategie in modo opportuno, Zoxamide più Cimoxanil, Zoxamide pura da unire ad un'altra sostanza attiva a diverso meccanismo di azione, oppure poi per la parte finale utilizzare l'Electis, quindi Zoxamide più rame. Vi ricordo anche, come detto prima, l'ottima attività antibotritica svolta dalla molecola dalla fase ovviamente di allegagione in poi. Chiudo con la linea Gowan per la vite per l'anno 2026, quindi è già praticamente il momento di applicare Remedier per il discorso mal dell'esca, il periodo è già ottimale. Nella fase di rottura gemma abbiamo visto prima l'esperienza che abbiamo svolto con Airone, con la nostra linea dei rameci, quindi da applicare in quella fase, per poi iniziare la difesa antipernosporica, quindi proseguire con Fantic-F da foglie distese sino alla prefioritura. Nella fase centrale Zoxamide pura, quindi Zoxium più un partner a diverso meccanismo di azione, quindi è un partner multisito, anche per ottimizzare e prevenire il discorso delle resistenze. Nella fase di allegagione si può ritornare ad applicare Fantic-F per quanto detto prima, quindi l'ottima adesività alle cere cuticolari che possiede anche il Benalaxil-M e il Folpet anche con l'attività antibotritica, oppure Zoxamide più Cimoxanil e Zoxamide più rame per le fasi più avanzate, per poi chiudere con i rameici della linea Airone. Per quanto riguarda l'oidio, Domar 125, un tetraconazolo concentrato a 125 grammi litro con dosaggio molto ridotto, 0,24 ml per ettaro, e poi a seguire Ibiscovit, che è un elicitore, quindi un induttore di resistenza a base di chitosani e pectine complessate e stabilizzate all'interno di una stessa molecola, quindi un prodotto esclusivo con elevato grado di induzione di resistenza, quindi un prodotto che è in grado di conferire elevata efficacia ed efficienza al trattamento. Per quanto riguarda la botrite proponiamo Remedier nella fase di prechiusura
e poi anche nelle fasi più avanzate per il marciume acido. Il prodotto è risultato essere molto attivo anche nei confronti del marciume acido, quindi per le fasi finali dove magari la problematica del residuo delle carenze diventa importante, è possibile applicare utilmente Remedier. Su tutti questi prodotti ovviamente è possibile aggiungere il nostro coadiuvante Mago, quindi si tratta di un sorbitano, uno zucchero, un prodotto utilizzato anche nel biologico, con attività adesivante, coadiuvante, antideriva, già riportata anche in etichetta, ed anche un effetto diciamo collaterale interessante per migliorare l'attività delle molecole utilizzate come partner. Io ho terminato e vi ringrazio. Perfetto, grazie al dottor Bagnalasta. Ora sentiamo l'FMC col dottor Riccardo Marchi. Mi sembra che esponga Exirel, quindi abbiamo a che fare con insetticide. Esattamente, io mi presento, sono Riccardo Marchi e lavoro come field marketing per FMC. Oggi vi parlerò di Exirel, il nuovo insetticida per il controllo dei principali fitofagi della vite. Exirel è a base di Ciazipyr, una nuova molecola che fa parte della famiglia delle antranilamidi, come fondamentalmente il Coragen e quindi il Rynaxypyr, che è il primo principio attivo che ha fatto nascere appunto questa famiglia dal punto di vista dell'impiego degli insetticidi, e proprio come il Rynaxypyr è attivo sugli insetti ad apparato masticatore, quindi parliamo di lepidotteri e coleotteri. Però a differenza del Rynaxypyr, nel caso di Exirel abbiamo un'ottima attività anche su quello che riguarda il controllo degli insetti ad apparato pungente succhiante. Ciazipyr, proprio per gli insetti ad apparato pungente succhiante, di cui parleremo tra un attimo, è considerabile un vero e proprio nuovo meccanismo di azione, no? Perché dal punto di vista regolatorio ormai per coccinigli afidi e insetti di questo tipo, quindi fitomizzi, abbiamo più o meno gli insetticidi della famiglia dei neonicotinoidi o diciamo a meccanismo di azione simili neonicotinoidi che vanno a lavorare su questi target. Exirel invece è un vero e proprio nuovo meccanismo di azione proprio su questo tipo di target. Il nome ISO è ciantriliprole, come potete vedere dalla slide, il gruppo IRA che è il gruppo 28, lo stesso gruppo del Coragen, perché l'azione è sui canali rianodinici, quindi interferisce sui flussi del calcio a livello muscolare, bloccando in primis l'attività trofica dell'insetto e successivamente anche la mobilità. È estremamente selettivo sulla maggior parte degli insetti utili, agisce per ingestione ed è traslaminare. Queste due caratteristiche insieme alla natura stessa della molecola fanno sì che sia ideale per i programmi di lotta integrata, soprattutto dove deve inserire gli insetti utili, proprio per la sua alta selettività. Dal punto di vista dell'acute oral LD per il ratto, quindi della dose letale, per capirci, siamo a una tossicità estremamente bassa, dove la morte del ratto in questo caso viene causata da una quantità maggiore di 5.000 mg/kg di attivo. La tossicità è così bassa da non essere neanche richiesta l'acute reference dose. Dal punto di vista registrativo è stato registrato il 7 agosto del 2025 e faccio una piccola precisazione perché nella registrazione iniziale era presente solo la Lobesia botrana per quello che riguarda la vite. Il 4 febbraio è arrivata invece la nuova estensione di etichetta in termini di pest con l'aggiunta degli insetti che vedete in neretto, quindi di Planococcus, Empoasca, Jacobiasca filenus, Philocnistis, Antispilla e Anomala vitis. Il dosaggio rimane quello di 0,34 litri ettaro per tutti i pest, si impiega dopo la fioritura, quindi dalla legagione alla maturazione, con un trattamento ogni 3 anni. E chiaramente fa abbastanza risonanza il cominciare a vedere prodotti commerciali che hanno questo tipo di limitazione, però ricordiamoci che il panorama regolatorio europeo è un panorama tra virgolette che ha le maglie talmente strette dal punto di vista della registrazione che purtroppo dovremo abituarci a leggere etichette di questo tipo. L'intervallo di sicurezza è di 10 giorni. Adesso vediamo un po' di prove relative all'efficacia di Exirel. In primis vediamo una serie, il grafico che vedete è una media
praticamente dei risultati di 14 prove registrative che sono state effettuate nel sud Europa. In Italia i centri di saggio per la registrazione sono stati Agreas Geagri 2000 e come vedete nella seconda colonna l'Exiral 60 ml ettolitro, che di fatto è la dose ettaro di 0,34 litri, ha avuto un'efficacia sulla tignoletta del 95%, per cui ad oggi è l'insetticida più efficace in assoluto che esista sulla tignoletta. Va applicato come il Coragen a inizio ovideposizione, perché ricordiamoci che per quello che riguarda i lepidotteri la modalità di azione è esattamente la stessa, quindi va applicato prima che l'uovo venga ovideposto, in maniera tale da avere la certezza di andare a intercettare la larva appena fora l'uovo. Guardiamo un attimino la prova su Empoasca vitis. Qui vediamo che, vi anticipo che questa prova è stata svolta con target forme giovanili, è stata effettuata l'applicazione e il rilievo è stato effettuato 21 giorni successivi, quindi 3 settimane dopo. Vediamo l'Exiral nella prima a 60 ml ettolitro, che è la dose a cui è registrato, ha avuto un'efficacia del 90% pari alla lambda cialotrina, ok? Quindi nel caso dell'Empoasca vitis è risultato sulle forme giovanili esattamente efficace quanto un piretroide. Guardiamo un attimino invece Planococcus ficus. Questa è una prova eseguita da Agrea nel 2025, quindi l'anno scorso. Ci troviamo nel Veronese. Sapete che l'anno scorso è stata un'annata un po' anomala per quello che riguarda la biologia del Planococcus ficus, perché mentre tendenzialmente la migrazione di seconda generazione avveniva tra metà di giugno e fine di giugno, l'anno scorso, date le temperature, abbiamo avuto una migrazione successiva. Tanto è che il trattamento è stato effettuato di tutte le tesi l'11 di luglio. Qui abbiamo 4 tesi a confronto, abbiamo l'Exiral a 0,34 litri ettaro con un'aggiunta di olio di colza, il trattamento zona grappolo. Seconda tesi, Exiral 0,34 litri ettaro, sempre con olio di colza applicato a tutta chioma. Il Sotara, che sarà un nuovo insetticida che ancora non è registrato su vite, a base di acidi grassi o essenziali, che possiamo considerare come un lavaggio, come uno standard biologico, e lo standard di riferimento a 1,5 litri ettaro. Vediamo un attimino quelli che sono i risultati. Allora, qui vedete 2 colonne. La prima colonna è riferita al controllo che ha avuto l'insetticida in termini di abbattimento del numero di grappoli colpiti. La seconda colonna, quella rossa, praticamente spiega il controllo che ha avuto l'insetticida in termini di abbattimento delle neanidi. Vediamo che il non trattato alla vostra destra, la colonna arancione, ha il 23% di grappoli colpiti da cocciniglia e ha una media su 100 grappoli tra colpiti e non colpiti di 1,8 neanidi. Okay? Quindi il non trattato aveva una presenza importante di cocciniglia. Com'è andata la prova? Vedete appunto la prima coppia di colonne dove Exiral applicato in zona grappolo ha avuto un'efficacia del 50% in termini di abbattimento del numero di grappoli colpiti, ma dell'80% in termini di abbattimento delle neanidi. Okay? Quindi un'efficacia importante. Il trattamento a tutta chioma che vedete nella seconda coppia di colonne è praticamente andato allo stesso modo, quindi 50% di efficacia sui grappoli colpiti e l'80% di efficacia sull'abbattimento delle neanidi. Il Sotara, che possiamo considerare come un lavaggio, uno standard biologico, ha avuto un'efficacia circa della metà e lo standard è andato esattamente come Exiral, quindi possiamo dire appunto che Exiral è in linea con quello che è lo standard per la gestione del Planococcus ficus. Per quello che riguarda i posizionamenti, qui vedete un esempio dove Exiral va applicato all'inizio del volo di seconda generazione oppure all'inizio del volo di terza. Sapete che giugno è il mese delle cicaline, compresa Empoasca vitis e Jacobiasca libica. Se applichiamo a inizio ovideposizione, quindi tra il 15 e il 20 di giugno circa, andiamo chiaramente, se abbiamo cicaline, a prendere anche le cicaline. Nel caso invece del Planococcus ficus, proprio perché la biologia del Planococcus ci obbliga a fare dei monitoraggi continui nel vigneto, andiamo a posizionare leggermente più avanti rispetto a quello che facciamo sulla Lobesia, quindi andiamo a applicare sull'inizio della migrazione della seconda generazione, che nel caso dell'anno scorso è stato l'11 luglio, però per esempio 2 anni fa tendenzialmente la migrazione era stata anticipata attorno al 20 e il 25 di giugno. Quindi in funzione della migrazione si fa il monitoraggio e si applica. È chiaro che Planococcus ficus è un pest
sempre più importante, che sta diventando appunto, si sta espandendo su tutti i vigneti e diventa quindi fondamentale sì applicare gli insetticidi, però considerare la gestione di questo fitofago chiave da un punto di vista di vera e propria difesa integrata, quindi confusione sessuale come integrazione oppure lancio di insetti utili per riuscire a contenere in maniera ottimale l'insetto. Quindi facendo un riassunto, Exirel ha un'azione cross spectrum perché lavora sia su insetti ad apparato pungente succhiante che su insetti ad apparato vocale masticatore, è efficace sui principali fitofagi della vite, quali tignoletta, coccinilla farinosa e cicalina verde, è una formulazione particolare per cui non puzza fondamentalmente, è assente di odori, persistente e resistente al dilavamento, selettivo nei confronti degli insetti utili, per cui consideratelo come un'arma indispensabile nella gestione del Planococcus, in abbinamento in caso serva agli insetti utili. Dal punto di vista residuale il profilo è molto favorevole e di conseguenza diventa un ottimo alleato per i programmi di difesa integrata. Io con questo ho concluso e lascio la parola al prossimo. Grazie dottor Marchi. Passiamo alla Diachem col dottor Giovanni Piubello. Qua andiamo a parlare di fungicidi. Esattamente, buongiorno a tutti, grazie. Parleremo di 2 fungicidi. Prima di parlare di questi fungicidi volevo soffermarmi su quello che per Diachem sono i TBCS, quindi il sale cuprico che Diachem ha scelto per i propri formulati, sia in prodotti singoli, come ad esempio Idrorame e CopTwin, ma anche con le miscele, come ad esempio Tepeta con Biflow, quindi miscela con Folpet, o rifle in miscela con Cimoxanil. Perché questo sale cuprico? Perché TBCS vanta una velocità e una persistenza di azione. Infatti dal grafico si evince ad esempio dalla linea rossa, dalla curva rossa, gli ioni di rame rilasciati nella soluzione sono molto rapidi con poca persistenza, cosa che invece se andiamo su una poltiglia, ad esempio linea nera, vediamo una bassa rapidità e una persistenza maggiore. Al centro, tra questi due, troviamo appunto il solfato tribasico di rame, quindi un connubio perfetto tra rapidità e persistenza di azione. In questo caso nel 25 siamo andati a fare una prova con Sagea, con 3 formulati, in questo caso un solfato tribasico 360 grammi litro, il nostro King, una poltiglia bordolese 20% e un idrossido 35%, andando a prelevare 5 grammi di ione rame per ciascuno di questo formulato, quindi vedete anche delle dosi diverse ovviamente perché hanno una concentrazione differente. Questo è stato il risultato, e in particolare da notare al tempo al primo rilievo ad un'ora, degli ioni rame rilasciati, e questa prova va a confermare il grafico quanto visto prima, quindi l'idrossido con un valore attorno a 0,24 di ioni rame rilasciati in un'ora, TBCS uno 0,18 circa e uno 0,12 per quanto riguarda la poltiglia. Via via col tempo fino ad arrivare a 48 ore di monitoraggio. In questo caso vi presento CopTwin, e quindi una miscela a base di idrossido di rame e solfato tribasico, in particolare 120 grammi litro di idrossido in funzione di 180 grammi litro di solfato tribasico, ovviamente una formulazione SC, quindi esente da solventi, con target peronospora e marciume nero, massimo 5 trattamenti ogni 7 giorni. Importante da un punto di vista di qualità la formulazione, quindi una sospensione concentrata, e qui vedete la distribuzione e la micronizzazione della sostanza attiva. Essendo un SC, la sostanza attiva viene micronizzata attraverso un mulino a base ossidi di zirconio che va a macinare quella che è la sostanza attiva, dividendola, vedete, in un 30-35% con inferiori a 1,5 micron, che è la frazione più rapidamente biodisponibile, quindi quella che ha un'azione più veloce, e le altre parti quelle che hanno una frazione che è più gradatamente disponibile, garantendo poi una maggior anche resistenza al dilavamento. Resistenza al dilavamento che viene poi supportata anche da dei icoformulanti che permettono di abbassare quella che è la tensione superficiale, quindi massimizzare quello che è il trattamento. Una prova a confronto, in questo caso vedete un reference 360, sempre il nostro King,
a 2 litri per ettaro rispetto al Cop Twin che apporta 300 grammi litro di attivo di rame, sempre 2 litri per ettaro. Abbiamo un'efficacia identica apportando un quantitativo più basso di rame. Questa è l'etichetta attuale per noi, quindi un apporto di rame che va dai 600 ai 750 grammi di rame per ettaro, con una dose di campo per la vite che va dai 2 ai 2 litri e mezzo. Siamo però in attesa, dopo diverso tempo, di una nuova etichetta, quindi un'approvazione per la riduzione dei dosaggi, andando quindi da un 390 fino a un 600 grammi di rame per ettaro, che quindi vuol dire una dose di campo che va da 1,3 a 2 litri per ettaro, quindi molto più duttile anche in miscela, poi da miscelare con altri formulati. L'altro prodotto invece che vi parlo è un aggiornamento sul Daramon. Daramon si parla di ciazofamide 100 grammi litro in sospensione concentrata, è autorizzato su vite pomodoro patata, con buffer per quanto riguarda la vite solo 5 metri, e vi ricordo che è una sostanza attiva già rinnovata fino al 2037. L'aggiornamento che vi porto è l'aggiornamento in merito al monitoraggio della resistenza fatto con l'Università di Milano. In questo caso vedete che sono state saggiate a diverse concentrazioni la percentuale di inibizione di germinazione, partendo da uno 0,01 mg litro fino a 400 mg litro. Considerando la dose di campo, 1 litro per ettaro su 1000 litri corrisponde ai 100 mg litro. Da questo grafico si evince che la maggior parte delle popolazioni hanno piena sensibilità al fungicida e soprattutto che il 100% di campioni provenienti da questi vigneti commerciali sono sensibili a ciazofamide, alla concentrazione, quindi alle dosi di campo. In più, interessante vedere, considerando che questo è un monitoraggio che prosegue da diversi anni, abbiamo potuto fare un confronto tra i diversi vigneti, anzi gli stessi vigneti che abbiamo monitorato negli anni precedenti, e si evince che non c'è correlazione tra il numero di trattamenti di ciazofamide e il risultato delle C95, delle C50 e perfino della MIC. È stata poi fatta una pubblicazione sulla rivista specializzata, ecco, che in questo caso parte dal 2021 al 2023, quindi un primo pool di dati che va appunto a confermare quanto visto. Monitoraggio che andrà avanti anche nei prossimi anni e anche avremo i dati a breve per quanto riguarda il 2026. Mi porto alla conclusione illustrandovi quella che è la nostra linea di difesa di ECHEM per la vite, in particolare in blu tutta la parte dei fungicidi, dove abbiamo visto appunto Daramon, fungicida a base di ciazofamide, da ovviamente miscelare sempre con un partner, che possono essere questi indicati, quindi anche i rameici, ma banalmente anche il classico Cimoxanil, Folpet o così via, e tutta la parte rossa di insetticidi. A sottolineare poi, vi ricordo Meteor, deltametrina in sospensione concentrata, quindi esente da solventi, con un tempo di carenza su vite di 3 giorni anziché 7 come le classiche. Con questo io ho concluso e vi ringrazio. Perfetto. Grazie Giovanni, anche per i tempi sei stato molto veloce. Allora abbiamo Certis Belkin adesso con Roberto Barotti, parlerà di maltodestrina. A te Roberto. Sì, grazie. Oggi parliamo di Eradicot Max, un insetticida acaricida ad ampio spettro d'azione che è stato recentemente anche esteso sia sulla vite da vino che su cocciniglia, appunto sulla vite da vino e da tavola. È un formulato a base di maltodestrina al 40%, è un concentrato solubile ed è autorizzato sia nel convenzionale che in agricoltura biologica. Un grosso lavoro è stato fatto su questo formulato rispetto a quelli precedenti che
anche per lasciarci dietro un po' il retaggio storico non favorevole, in quanto le maltodestrine che sono state lanciate diversi anni fa avevano diversi aspetti negativi che ne hanno limitato per certi versi l'impiego anche su frutta. Quindi un formulato molto più raffinato con una buona stabilità sia dal punto di vista delle diverse temperature che stabilità di stoccaggio e anche quindi migliori caratteristiche sulla distribuzione e quindi poi sull'impatto che ha sul controllo dei parassiti. Il meccanismo d'azione è molteplice, ci sono diciamo soltanto effetti fisici nei confronti del parassita che venga trattato o sottoposto a questi prodotto e quindi quello principale è la chiusura degli spiracoli tracheali, in pratica il prodotto applicato, distribuito, ricopre l'insetto e impedisce gli scambi gassosi con l'esterno, in pratica il parassita non riesce più a respirare. Inoltre il prodotto e il formulato hanno un elevato potere osmotico in quanto sottraggono attivamente una grande quantità di liquidi dall'insetto che quindi si ritrova a essere disidratato molto facilmente. Poi le proprietà adesive proprio relative sia al principio attivo ma soprattutto al formulato creano un reticolo di polimeri di glucosio impermeabile, quindi di fatto il parassita risulta isolato dall'esterno. Ecco qui alcuni effetti, vedete sulla sinistra gli spiracoli aperti, che sono gli opercoli attraverso i quali l'insetto respira, che vengono occlusi per l'azione del prodotto, poi la successiva disidratazione, disseccamento e morte conseguente della gran parte dei parassiti. Chiaramente gli effetti sono molto più evidenti e forti per gli insetti statici, quindi che non volano, e questo è anche un elemento che poi si riflette sulla selettività che ha il prodotto nei confronti anche dei pronubi e degli insetti utili. È attivo il prodotto su tutti gli stadi vitali, a partendo dalle uova in prossimità della schiusura, quando cominciano la respirazione. Anche le uova subiscono dell'effetto attivo fisico che è stato descritto, quindi questo si verifica su acari, sugli alerodidi, sulle cocciniglie di recente estensione, anche sugli afidi. La nuova etichetta, come dicevo, prevede l'inclusione, ci sono, vedete, molte colture, a noi interessa in questo caso la vite da vino e l'estensione sulle cocciniglie. I dosaggi per la vite sono di 1 litro e mezzo a ettolitro, il prodotto va distribuito per concentrazione e abbiamo visto che in molti casi, questo è in tutti i casi, per i parassiti interessati è diciamo la concentrazione che più interessa. C'è un massimo di 22 litri ma non ci si arriva mai. I volumi d'acqua indicati curando una buona bagnatura sono dai 500 ai 1500 litri. Sono ammessi 5 trattamenti l'anno con un intervallo minimo di 5-7 giorni. Alcune esperienze fatte negli anni, sia con prove registrative che poi con prove per l'estensione. Qui riporto una prova su Calyptrimerus vitis in cui Eradicot è stato provato, è stato testato a diverse concentrazioni ed anche in combinazione con lo zolfo, che da sempre risulta attivo per questo tipo di parassita. Le fasi sono iniziali, è stato diciamo, applicato come confronto con olio minerale. Il timing rispetto all'olio minerale è spostato un po' più in avanti per andare a prendere appunto anche diverse forme mobili preimmaginali che si sviluppano. Ecco, i risultati sono molto positivi. Sicuramente la combinazione con lo zolfo è quella che dà i migliori risultati. Abbiamo visto che nel rilievo a 3 settimane dall'applicazione, quello del 20 maggio, l'abbattimento della popolazione è molto consistente e rimane tale anche diciamo, al 7 di luglio, quando sono passati più di 60 giorni dall'applicazione. Chiaramente
Se la popolazione è consistente, richiede magari nuove applicazioni, non ci sono limitazioni e si può comunque intervenire anche in fase avanzata, in quanto il prodotto è assolutamente selettivo, miscelabile con altri formulati, e quindi in caso di forti infestazioni che possono compromettere poi soprattutto la vegetazione, si può intervenire anche successivamente. Ecco, qui a giustificare un po' l'applicazione unica, vedete che però la severità, cioè l'intensità dell'attacco viene smorzato un po' in tutte le fasi, quindi ulteriori trattamenti si possono fare, ma soltanto se diciamo, c'è una pressione dell'infestazione molto elevata. Qui una somma di prove su Planococcus ficus, in quanto è oggetto di estensione di impiego, prove fatte nel Veneto, in Emilia e anche al sud su un caso di uva da vino. Ecco, qui purtroppo sono scappati alcuni dati, comunque abbiamo visto che l'efficacia con 3 applicazioni successive, quindi partendo dal mese di fine maggio e tutto giugno, con intervalli di 10 o 15 giorni, quindi 3 interventi, a confronto di 2 interventi con uno standard di riferimento molto importante, hanno dato comunque un controllo molto molto elevato, una media quindi fino al 90%, comunque già a 15 litri ad ettaro, che poi non sono 15 ma sono relativi al volume d'acqua distribuito, hanno dato sicuramente dei riscontri molto molto positivi. Qui invece una delle prove fatte su Scaphoideus, 2 applicazioni fatte diciamo nel mese di giugno, ravvicinate, una a 10 giorni, uno standard di riferimento classico, la prova è stata fatta nell'Alessandrino, Piemonte. Ecco, vediamo che l'efficacia sia dopo il primo trattamento che il secondo trattamento è sicuramente significativa. Chiaramente su questo parassita, come è stato detto anche in precedenza, il prodotto si va a inserire in una strategia di intervento, quindi chiaramente il trattamento si inserisce come alternativa in una strategia che preveda sì l'impiego anche di prodotti di sintesi, ma che probabilmente possa anche andare a diciamo abbassare la pressione per quanto riguarda interventi con piretroidi che poi ne compromettono un po' diciamo la selettività sugli utili. Ecco, qui un'altra serie di prove su eriofidi, qui c'è sia il Caliprimerus che il Colomerus, e quindi abbiamo sintetizzato così prove fatte con agrea diverse anche in Piemonte, sempre su eriofide, dove vediamo che il prodotto si è rivelato particolarmente interessante già in una forchetta di applicazione, in una concentrazione tra i 10 e i 15, otteniamo sempre dei risultati importanti a confronto con 2 applicazioni di uno standard importante che avete visto anche prima. Ecco, il sommario, le caratteristiche principali: il prodotto chiaramente ha un forte potere abbattente, non è sistemico, non persiste, però riesce a ridurre sicuramente le popolazioni presenti nel momento dell'applicazione in maniera Roberto, un minuto. Sì, sì. Quindi diciamo la somma avviene da qui. Ideale per le strategie di difesa, anche diciamo in strategia, gestione della resistenza in quanto un meccanismo d'azione che non va a sovrapporsi con altri, miscibilità e selettività, quindi per motivi di tempo non ho potuto riportare altri dati, comunque è selettivo per la fauna utile, è miscibile con molti altri componenti e chiaramente non richiede un PHI e non ha nessun residuo richiesto. Qui poi c'erano i calendari di difesa antiperonosporica che sono noti, non è cambiato niente dall'anno scorso, anche difesa antiperonosporica biologica e anche con i nuovi ingressi tipo il Perblood, controllo di oidio e botryte sulla vite da vino in maniera piuttosto completa. Grazie. Ok, grazie Roberto.
Adesso passiamo alla dottoressa Ivi Crivellaro, CBC Europe del BioGuard, e manteniamo ancora così il tema del Planococcus e quindi delle cocciniglie. Buongiorno a tutti, Ivi Crivellaro, responsabile d'area di Veneto e Friuli Venezia Giulia per CBC BioGuard. Oggi vi presenterò il nuovo prodotto per la confusione sessuale di Planococcus ficus, il nostro Isonet PF+. La cocciniglia, la Planococcus ficus in particolar modo, negli ultimi anni ha fatto molto parlare di sé. È diciamo dannosa perché ingerisce dal floema con un conseguente deperimento della pianta. Sappiamo che se cresce grande quantità di melata e cera, su cui poi si possono accrescere i funghi della fumaggine, tuttavia è anche molto pericolosa perché trasmette diversi virus, tra cui quello dell'accartocciamento fogliare. Guardiamo in breve un po' il ciclo biologico dell'insetto. A partire dal mese di maggio le neanidi neonate dal tronco si muovono verso la base dei germogli e in parte anche sulle foglie basali. La prima generazione indicativamente si completa tra la fine di giugno e l'inizio di luglio, quando poi vediamo le femmine che iniziano ad ovideporre alla base dei germogli o ancora sotto corteccia. Questo perché la migrazione delle neanidi purtroppo non avviene mai tutta insieme, tutta in blocco, anzi molto spesso una percentuale molto bassa è quella che di fatto migra. La seconda generazione si sviluppa invece a partire da luglio e invade prevalentemente le foglie basali arrivando fino ai grappoli, e poi nella prima metà di agosto le femmine ovideponenti di seconda sono visibili sui grappoli e sulle foglie. Ci avviciniamo quindi alla terza generazione, con le neanidi appunto che si sviluppano in agosto e settembre, e poi alla fine, a partire dalla fine di questo mese, iniziano ad osservarsi le femmine destinate a svernare, per lo più localizzate sotto corteccia. Fa all'incirca 3-4 generazioni all'anno a seconda delle condizioni meteo, sverna per lo più sotto corteccia ma anche sull'apparato radicale, e lo stadio svernante predominante è quello di femmina fecondata. Questa è un'informazione molto importante soprattutto quando si parla di confusione sessuale. Il ciclo biologico è riportato in questo grafico, dove abbiamo riportato le principali fasi appunto del ciclo e differenziate nei vari mesi dell'anno a partire da marzo e fino a ottobre. Come vedete a marzo la percentuale che noi, diciamo la maggior parte appunto della Planococcus ficus che noi rintracciamo è quella di femmina. Riportiamo inoltre in arancione il periodo di applicazione consigliato della confusione sessuale, che è quella entro la metà del mese di aprile. Arriviamo quindi a presentare Isonet PF. Si tratta di un capillare singolo, è costituito da 2 microcapillari, uno contenente il feromone della Planococcus, l'altro contenente l'anima in alluminio, che vi permette di attorcigliare in maniera decisa il diffusore al legno. Deve essere applicato prima dell'inizio del volo, appunto come vi dicevo prima, al dosaggio di 300-400 diffusori ettaro. Isonet PF Plus, come altri diffusori, come tutti gli altri diffusori che noi abbiamo, vanta la tecnologia Shin-Etsu, che qui vi riassumo in 4 punti fondamentali, a partire dalla forma del diffusore, che è quella del capillare. Infatti viene sfruttata la legge fisica della capillarità, secondo la quale la parete del diffusore rimane bagnata per tutta l'intera lunghezza, consentendo una regolare erogazione del feromone fino al quasi completo esaurimento. Anche il processo di costruzione è specifico, è per estrusione, e questo permette di avere uno spessore delle pareti molto preciso, in modo da regolare di conseguenza l'erogazione del feromone, e è costituito da materie plastiche diverse, anche polimeri diversi appunto, che vengono scelti in base alle caratteristiche chimiche del feromone per ottenere le migliori performance. Sono presenti poi filtri anti-UV, antiossidanti, che vanno ovviamente a proteggere i nostri diffusori.
Quali sono gli obiettivi principali di un diffusore per la confusione sessuale? Beh, erogare feromone per tutta la stagione. Non si deve ovviamente bloccare l'erogazione a metà stagione, si devono coprire tutte le generazioni degli insetti target, devono adattarsi al variare delle temperature medie giornaliere e della velocità media dei venti giornalieri. Sappiamo che l'uscita del feromone è modulata in particolar modo da questi due parametri, tra l'altro la temperatura è uno dei parametri principali proprio per i cicli degli insetti. A proposito di questo che vi ho appena raccontato, riporto una curva di rilascio di feromone appunto di Isonet PF fatta in Emilia Romagna l'anno scorso. Qui in questa curva vedete quanti milligrammi ettaro giorno escono dall'Isonet PF Plus. In particolar modo abbiamo messo a confronto due momenti diversi di installazione di Isonet, uno canonico il 15 di aprile, l'altro invece anticipato al 18 marzo, perché chi ovviamente ha la necessità di confondere anche la tignoletta può effettivamente posizionare i due sistemi assieme. Come vedete l'andamento delle curve segue in pratica l'andamento della temperatura media che è riportato sulla linea tratteggiata in blu, arrivando tranquillamente a coprire l'intero ciclo fino all'11 di novembre. Alcune prove 2025, questo è un riepilogo di 3 prove fatte a livello Italia da centri di saggio, una su uva da tavola, due su uva da tavola e una su vite da vino. Abbiamo messo a confronto un testimone non trattato e Isonet PF a dosaggio di 300-400 diffusori etero confrontato a un reference già presente sul mercato a 500 diffusori etero. Al momento della raccolta siamo andati a visionare il numero di Planococcus ficus e la percentuale di grappoli infestati alla raccolta. Non abbiamo visto differenza statistica tra quello che è il dosaggio minimo di Isonet PF 300 diffusori etero e il reference di 500 diffusori etero, che in termini percentuali significa un 40% in meno di punti sorgenti. Vado alla conclusione con l'etichetta di Isonet PF, che può essere ovviamente scaricabile tranquillamente. Riporto l'attenzione sul dosaggio, che è appunto una forbice di 300-400 diffusori etero. Il dosaggio deve essere scelto in base alle dimensioni del vigneto e alla pressione dell'insetto, badando bene che se volessi rinforzare i bordi, anche se nel caso della Planococcus ficus questo diciamo non è necessario per le caratteristiche biologiche dell'insetto, comunque nel caso volessi rinforzare i bordi devo comunque rispettare il dosaggio massimo di etichetta che è dei 400 diffusori etero. Io vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Ivi, anche te per il tempo, molto veloce. Passiamo a Marco Grandin, al dottor Marco Grandin, adesso della Bayer, parleremo di spiroxamina, quindi riguarderà l'oidio. Grazie a tutti, mi presento Marco Grandin, Bayer, tecnico per Treviso, Friuli e anche un po' Venezia. La mia relazione sarà veloce, spero di recuperare per voi, insomma per i colleghi qualche minuto, e verterà appunto sulle caratteristiche del Prosper 300, che la caratteristica principale del Prosper 300 è a base di spiroxamina, ma è la formulazione. Come vi dicevo, il Prosper 300 a base di spiroxamina è un principio attivo che ha una sistemia xilematica, quindi va dal basso verso l'alto, è preventivo, curativo e appartiene appunto al gruppo 5 dell'IBS, gruppo delle ammine. La caratteristica essenziale di Prosper 300 è la formulazione, mi concentrerei proprio su questo aspetto. Il Prosper 300 è un microincapsulato, la formulazione microincapsulato appunto è determinata da queste sferette che sono dei polimeri all'interno dei quali è contenuto il principio attivo. E questo tipo di formulazione genera una serie di vantaggi che magari successivamente vi farò vedere. Questo è un po' il dettaglio di cosa significa appunto questo microcapsule. È un polimero che una volta distribuito sulla pianta
l'acqua evapora, si disperde e il principio attivo inizia a diffondere attraverso questa membrana. In questo modo si ha un rilascio graduale del principio attivo in modo tale dal punto di vista dell'efficacia sia essa più prolungata e anche genera una maggiore selettività. Vedete appunto queste freccette verso l'esterno che stanno a indicare proprio la diffusione del principio attivo verso l'esterno, quindi verso il punto del vegetale, appunto, della superficie vegetale dove è necessaria la presenza del principio attivo. Questo fatto appunto di questa formulazione genera una serie di vantaggi: aumento dell'attività residuale del principio attivo, riduzione della fitotossicità, effetto biologico costante e riduzione delle perdite. Queste sono tutta una serie di vantaggi, in realtà ce ne sono anche molti altri, ma in questo caso non è necessario elencarli, altrimenti la presentazione diventa un po' troppo lunga. Il principio attivo spiroxamina ha un'azione preventiva ma anche un'azione curativa. Noi consigliamo il Prosper 300 proprio nelle prime fasi di sviluppo dell'apparato vegetativo della pianta, quindi dopo il terzo intervento, quando si inizia la difesa antipronosporica, appunto con i primi 2 interventi di apertura. Il terzo e il quarto intervento sono i momenti clou appunto dove applicare la spiroxamina, nello specifico Prosper 300. Quindi questa azione preventiva che è data proprio dall'applicazione del principio attivo prima che inizi l'infezione di oidio. Questo proprio è l'effetto su spore che sono appena germinate o che stanno per ingrossare e iniziare il momento dell'infezione. La spiroxamina Prosper 300 ha anche una certa attività curativa, infatti noi consigliamo 2 interventi di apertura, come dicevo, e eventualmente un terzo intervento postfiorale se dovessero essere delle infezioni in corso, appunto a questa azione curativa che insomma è stata ormai consolidata in questi anni di applicazione del formulato. Quindi ribadendo alcune delle caratteristiche del Prosper 300, questa rapidità d'azione e un elevato effetto curativo e l'affidabilità appunto in tutte le fasi di sviluppo dell'apparato vegetale, quindi all'inizio e anche nelle fasi successive alla fioritura, quindi quando siamo a grano di pepe. Questo è il calendario di applicazione di Prosper 300, appunto, che ribadisce quello che ho già detto: trattamenti iniziali, d'apertura su micello svernante soprattutto, e trattamenti successivi alla fioritura. In totale Prosper 300 ha 3 interventi in etichetta. Quindi un prodotto che agisce su diversi organi del fungo in fase preventiva, come dicevo, in fase curativa, è flessibile nell'applicazione e diciamo che ha una persistenza di efficacia anche dovuta alla sua formulazione, che è pari a circa 10-14 giorni. Quindi se vogliamo un po' riassumere i vantaggi del Prosper 300, è legato, oltre che alle caratteristiche della molecola che già conoscete perché è in commercio da tanti anni, proprio su questo concetto di microincapsulazione del principio attivo, che genera appunto una copertura e un rilascio graduale sulle foglie, miglior penetrazione quindi del principio attivo e maggior resistenza alle piogge. La microincapsulazione genera anche una migliore selettività del formulato e del principio attivo. Io vi ringrazio dell'attenzione e proseguo con il collega della BASF. Grazie Marco. Dato che hai impiegato 5 minuti, se vuoi ripetere l'esposizione? No, vabbè. Allora, passiamo alla BASF con il dottor Giorgio Fioretti e torniamo a parlare di insetticidi. Buongiorno a tutti, sono Giorgio Fioretti, Technical Area Manager per le province di Treviso, Venezia e per il Friuli Venezia Giulia. Come anticipato da Fiorello, oggi vi parlerò di un insetticida innovativo che è Efficon. Efficon è il nuovo insetticida di BASF a base di Dimpropyridaz. Il brevetto della molecola si chiama Axalion Active. Come vedete è una formulazione liquida a 120 grammi litro. Efficon è una grande innovazione sul mercato degli insetticidi perché è una molecola assolutamente nuova, con un nuovo meccanismo d'azione e per questo anche inserita in un gruppo apposito dall'IRAC.
Il prodotto agisce sugli insetti ad apparato boccale pungente succhiante e ha un'attività sia per contatto che per ingestione. Andiamo però a vedere nello specifico qual è il meccanismo d'azione di Efficon. Efficon lavora sugli organi cordotonali. Questi organi li troviamo in diverse parti del corpo dell'insetto e più nello specifico li troviamo nelle antenne, nelle zampe e all'inserzione delle ali. L'efficacia di Efficon nei confronti degli insetti riguarda soprattutto le attività motorie e soprattutto la percezione dello spazio. Quindi un insetto che viene trattato con Axalion è un insetto assolutamente scordinato che riesce a muoversi in maniera faticosa, non riesce più ad arrampicarsi e perde anche la capacità di volare. Tra le altre funzionalità, Efficon inibisce anche la nutrizione da parte dell'insetto e quella che è la capacità anche di effettuare delle punture di saggio. Come conseguenza, quindi, l'insetto smette di nutrirsi e smette di trasmettere virosi e, come conseguenza, smette anche di produrre melata. Come anticipavo, Dimpropyridax è un meccanismo d'azione assolutamente nuovo. Qui potete vedere quelli che sono i principi attivi registrati nel mondo che agiscono appunto sugli organi cordotonali. Di questi, oltre a Dimpropyridax, solamente Flonicamid è registrato in Europa, ma vedete che il meccanismo d'azione è differente, per cui non c'è rischio di resistenza incrociata con questi principi attivi. Efficon è dotato anche di un'elevata sistemia acropeta per via xilematica. Come vedete abbiamo riportato quella che è la solubilità del principio attivo nella pianta. Prima abbiamo visto da una presentazione del collega come un reference di mercato come Metalaxyl ha una solubilità di circa 26.000 mg/litro, in questo caso abbiamo appunto 28.700 g/litro, per cui una solubilità maggiore che si traduce anche con una elevata sistemia appunto del prodotto. Sistemia che ci garantisce quindi una protezione anche della vegetazione non presente al momento del trattamento e che ci permette quindi di avere anche un'elevata persistenza del prodotto. In questo caso potete osservare uno studio effettuato in laboratorio su piante di peperone, dove abbiamo trattato solo una delle due piante con Efficon e successivamente al trattamento sono stati effettuati degli inoculi con popolazioni di afidi non trattate ogni 7 giorni. Quello che si è osservato dall'esperimento è che la pianta trattata con Efficon si è sviluppata in maniera ottimale, senza venire influenzata quindi dall'azione degli afidi, fino a 25 giorni, quindi con una persistenza molto spiccata del prodotto. Efficon ha però anche un ottimo profilo regolatorio ed è per questo che è stato possibile ottenere la registrazione eccezionale pochi giorni fa, e comunque di pari passo continuiamo a lavorare appunto per la registrazione definitiva del prodotto. Questo ottimo profilo regolatorio lo ritroviamo anche per quanto riguarda la selettività nei confronti degli insetti utili, quindi impollinatori, pronubi, predatori e parassitoidi. Ma questo aspetto residuale e estremamente positivo lo troviamo soprattutto nell'etichetta. Qui ci sono le colture che sono state autorizzate con il decreto appunto di emergenza fitosanitaria e vediamo che per molte colture non è presente un periodo di carenza, per altre colture il periodo di carenza è molto basso. In generale, lì dove non c'è un periodo di carenza, la prescrizione di etichetta chiaramente di rispettare le fasi fenologiche come timing ultimo di applicazione del principio attivo. Questo anche per garantire l'assenza di residui alla raccolta. Nello specifico potete vedere che il prodotto è stato autorizzato su diverse colture, non solo su vite da vino, ma anche su frutta e orticole. Andando però a vedere nello specifico il posizionamento del prodotto sulla vite da vino, possiamo osservare che il prodotto è autorizzato su Planococcus ficus alla dose di 1 litro ettaro per un intervento all'anno. Nell'etichetta troviamo una distinzione tra forma in parete e forma in volume.
Nello specifico, per le forme in volume dobbiamo effettuare i trattamenti entro la fase fenologica di BBCH 55, mentre per le forme in parete possiamo arrivare fino a BBCH 73, quindi grosso modo fino ad acino pepe. In ogni caso abbiamo sempre un trattamento all'anno alla dose di 1 litro per ettaro, quindi in funzione di questo, in funzione della forma di allevamento che abbiamo in campo, possiamo applicare Efficon sulla prima o sulla seconda generazione di Planococcus ficus. In entrambi i casi il timing applicativo è quello della migrazione delle neanidi. Sicuramente posizionandoci per le forme in parete sulla seconda generazione, come dicevo, lavorando sulla migrazione delle neanidi, possiamo sfruttare anche l'attività per contatto del principio attivo, perché appunto le neanidi usciranno dal ritidoma e quindi saranno esposte anche al trattamento, oltre, come abbiamo visto, anche all'attività per contatto grazie alla sistemia del prodotto. Vi mostro brevemente 2 grafici legati all'efficacia del prodotto. Nel primo caso possiamo osservare il confronto di Axalion con uno standard di riferimento e si vede da questo grafico come il prodotto abbia garantito il controllo del Planococcus ficus già 3 giorni dopo l'applicazione. Diventa molto interessante andare a osservare come Axalion non perda la sua efficacia anche a 14 giorni dal trattamento, mantenendo quindi un'efficacia molto alta. Questo conferma appunto quanto abbiamo appena detto, ovvero della persistenza e della sistemia del prodotto. Ancora più interessante risulta poi andare ad analizzare quello che è il confronto tra Axalion e uno standard assolutamente riconosciuto sul mercato come Spirotetramat per quanto riguarda il danno da melata sui grappoli. Qui potete vedere i risultati medi di 5 prove svolte durante il 2025, dove si osserva benissimo come Axalion riesce a contenere in maniera efficace anche il danno da melata. Questa è una conseguenza del meccanismo d'azione, quindi come dicevamo il prodotto riesce a inibire già 2 ore dopo l'avvenuto contatto tra l'insetto e il principio attivo l'alimentazione. Come conseguenza quindi, oltre ad avere una mancata trasmissione di virosi, abbiamo anche una mancata produzione di melata che si osserva soprattutto sui grappoli. Riassumendo quelle che sono quindi le caratteristiche chiave di Axalion, abbiamo detto essere un prodotto assolutamente innovativo, con un meccanismo d'azione unico nel mondo, attivo sia per ingestione che per contatto, ma contraddistinto da una spiccata sistemia acropeta per via xilematica. Questo ci permette quindi di avere una protezione anche delle foglie non presenti al momento del trattamento e di soprattutto contenere in maniera efficace tutti gli insetti ad apparato boccale pungente e succhiante, inibendo quindi l'alimentazione e la trasmissione di virosi. Da non dimenticare appunto la compatibilità con gli insetti utili e soprattutto l'ottimo profilo residuale per quanto riguarda appunto i frutti. Con questo ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie Giorgio. Passiamo all'ultima esposizione da parte della società Adama con il dottor Lorenzo Tolotti. E Adama, io non so di cosa possa parlare, comunque vediamo insieme adesso. Buondì Fiorello, grazie. Spero di non essere io quello che fa scuocere la pasta oggi. Vi parlerò nel mio intervento di Fall Pan Energy declinato alla difesa e al controllo del black rot. Breve introduzione al black rot. Black rot è Cryptogama parassita considerata secondaria, che però ha un gran potenziale di danno in termini produttivi e quindi assolutamente non si può soprassedere su questa malattia. Nelle regioni di nostra competenza, quindi del nord-est Italia, attualmente abbiamo una presenza spot del patogeno, una presenza che però vede alcune recrudescenze per determinate aree pedoclimatiche o per alcuni vitigni resistenti alla peronospora. È una malattia considerata una malattia d'accumulo, per cui la presenza di materiale organico infetto relativi a questa stagione crea sicuramente un potenziale molto molto elevato per le infezioni nella prossima stagione.
Cosa favorisce l'insorgenza del black rot? Sicuramente caratteri pedoclimatici e la presenza di primavere calde con frequenti piovosità vanno a stimolare l'insorgenza del patogeno, quindi la germinazione delle ascospore e dei conidi per le infezioni secondarie. Come nella gran parte delle malattie fungine della vite, l'aspetto agronomico ha un'importanza fondamentale nel contenimento della patologia, quindi riuscire a ottenere l'equilibrio in vigneto e riuscire appunto a contrastare fin da subito la malattia sicuramente ci offre le performance migliori nei confronti appunto del contenimento di questo patogeno. Per quel che riguarda la difesa attiva, sappiamo che abbiamo dovuto dire addio negli anni scorsi a una importantissima categoria di prodotti molto attivi nei confronti di questo patogeno, parliamo di tiocarbammati. Attualmente nei disciplinari di produzione abbiamo due grandi famiglie per il contenimento del black rot, prodotti specifici, difenoconazoli, i triazoli in carattere generale e le strobiruline, oltre che zolfo e rame come prodotti biologici. Sappiamo che solitamente non andiamo a strutturare una difesa specifica nei confronti del black rot, ma ci basiamo su delle molecole che hanno una valenza a largo spettro sia nei confronti della peronospora che nei confronti anche del marciume nero. Per cui adesso cerchiamo con le armi che ci rimangono di rimodulare la nostra difesa utilizzando i prodotti più attivi nei confronti del black rot. In questa sede appunto vi parlerò di Folpan Energy e vediamo da subito il perché questo prodotto risulta attivo nei confronti della malattia, assolutamente legata alle caratteristiche di questa miscela, ovvero in Folpan Energy abbiamo due principi attivi con due modalità d'azione differenti, con due meccanismi cinetici all'interno della pianta differenti che vanno a completare lo spettro delle malattie. Quindi abbiamo due principi attivi multisito a basso rischio di resistenza che vanno a posizionarsi in questo modo all'interno della pianta, della superficie vegetale della pianta. Quindi abbiamo l'azione di contatto del folpet, la barriera fisica all'entrata delle ascospore ed abbiamo l'azione sistemica dovuta alla presenza del fosfonato di potassio che va quindi ad espandere la protezione in tutte le parti erbacee della pianta. Vediamo l'etichetta del prodotto, appunto da alcuni anni Folpan Energy ha registrato su vite con registrazione appunto nei confronti sia della peronospora che di black rot ed escoriosi, dosaggio applicativo variabile da 300 a 400 ml ettolitro con dose massima 4 litri ettaro, 5 applicazioni all'anno, 28 giorni di carenza. Guardando un pochino con maggior focus alla grammatura dei due principi attivi, vediamo che con Folpan Energy possiamo applicare il pieno dosaggio del prodotto del principio attivo Folpet e un elevatissimo dosaggio del fosfonato di potassio. Andiamo più nello specifico, riporto delle prove svolte nell'areale del nord-est Italia, prove rivolte allo studio dell'efficacia del prodotto nei confronti del black rot. Qui nello specifico con Agrea siamo andati a effettuare una prova a Pramaggiore in provincia di Venezia su pino grigio, siamo nel 2018, quindi qualche anno fa, vigneto allevato a cortina semplice di 16 anni, in cui la malattia era già conclamata presente dalle annate precedenti. Abbiamo strutturato delle linee di difesa utilizzando il prodotto tal quale durante 6 trattamenti, quindi siamo andati a coprire il periodo di maggiore suscettibilità del patogeno, dal 26 di aprile, quindi dalla ripartenza della difesa, fino al 26 di giugno in questo caso, quindi fino alla chiusura a grappolo, strutturando diverse strategie, diverse tesi sperimentali. Un testimone non trattato ovviamente, 2 tesi col Folpan Energy a dosaggio minimo e massimo, quindi 3-4 litri ettaro, e mettendo per contro quelli che allora era il competitor principale, quindi Mancozeb al dosaggio di 2 kg a ettaro, una miscela pronta di ditiano più fosfonato di potassio alla dose massima di 4 litri a ettaro e come terzo competitor difenoconazolo a dose di etichetta di 0,2 litri ad ettaro. 6 applicazioni intervallate 12 giorni. Vediamo che sul testimone non trattato la malattia è comparsa dalla metà di maggio. Vediamo come sul grappolo l'incidenza del black rot sia andata in maniera esponenzialmente crescente.
Quindi vediamo che alla fine di giugno abbiamo un 60% di grappoli infetti dalla malattia, una gran perdita di produzione. Vediamo invece come un giorno dopo l'ultimo trattamento, quindi al 27 di giugno, mentre il testimone ha un 60% di grappoli colpiti, le strategie col Folpan Energy a 3 a 4 litri hanno dato un'equivalenza di risultato, un buon contenimento della patologia in termini paritetici rispetto a quanto fatto dalla miscela Dithianon più fosfonato di potassio a 4 litri ad ettaro. Sappiamo bene, Mancozeb e difenoconazolo in questa prova hanno espresso dei risultati seppur migliori, ma in linea rispetto a quanto fatto con il nostro Folpan Energy. Come sono cambiati i dati a un secondo rilievo, quindi a 19 giorni dopo l'ultimo trattamento, vediamo che Folpan Energy nei 2 dosaggi ha una buona tenuta, ha una buona efficacia, conferma la propria efficacia, Mancozeb e difenoconazolo tendono un pochino a perdere di efficacia, questo dovuto a una normale degradazione dei prodotti. Altra prova, mi porto un po' più ad est, quindi siamo ad Udine, anno 2022, sempre Black Rot su Flertai, forma di allevamento Guyot. Anche qui strategia molto simile, 6 trattamenti a 14 giorni l'uno dall'altro, dalla ripartenza vegetativa alla chiusura a grappolo. Tesi differenziate, Folpan Energy ancora a dose minima e massima, miscela Dithianon e fosfonato di potassio a dose minima e massima e difenoconazolo come riferimento. Anche qui vediamo la malattia è comparsa, per dire la verità abbiamo meno sintomi su foglia che su grappolo, vediamo che alla fine di giugno abbiamo un 6% di foglie colpite su testimone non trattato, invece il grappolo dimostra un'evoluzione molto significativa della malattia. Quindi al 28 di giugno abbiamo un 3,5% di malattia, vediamo come questa è andata evolvendo fino alla fine di luglio, fino ad intaccare il 50% dei grappoli. Anche qui le nostre 2 tesi, Folpan Energy a 3 e 4 litri hanno dato dei buoni risultati di efficacia, vediamo che siamo al di sopra del 95% di efficacia se la rapportiamo all'incidenza su grappolo, vediamo appunto una efficacia crescente all'aumentare del dosaggio applicato, vediamo come il prodotto Folpan Energy si comporta in maniera paritetica rispetto appunto alla miscela Dithianon più fosfonato di potassio a 4 litri ettaro. In questo caso meglio rispetto al reference difenoconazolo. Bene, Folpan Energy va quindi ad aggiungersi agli altri 2 formulati a base Folpet all'interno del catalogo Adama, Folpan 80 e Folpan Gold, e ci permette in questo modo di andare a studiare al meglio quella che può essere una strategia che vada a essere efficace nel migliore dei modi sia nei confronti di peronospora che di Black Rot. Andiamo quindi a inserire il Folpan Energy a inizio stagione, qualora l'annata fosse particolarmente difficile, oppure lo manteniamo in maniera alternata assieme al Folpan Gold nelle fasi tra la fioritura e la chiusura a grappolo. Visto alcuni dati ottenuti durante questa scorsa annata, ho voluto riportare una prova di strategia inserendo la nostra Folpan Family, questa volta svolta in provincia di Ravenna, siamo a Tebano, al centro di Saggio Astra, su Trebbiano Romagnolo allevato GDC, in una condizione abbastanza predisponente alla peronospora. Durante l'annata siamo andati a strutturare delle linee di difesa, una con la Folpan Family, quindi inserendo i nostri 3 formulati di riferimento, l'altra un po' più Dithianon centrica. Diciamo che durante l'annata ci siamo voluti divertire, abbiamo tenuto degli intervalli di tempo di 10 giorni e siamo andati anche a fare delle irrigazioni artificiali per stimolare la comparsa della peronospora. Vediamo come la nostra strategia, la strategia Adama con la Folpan Family al 20 di giugno abbia dato una buona efficacia, un'efficacia maggiore rispetto al competitor messo in campo come referente, con una buona presenza invece di malattia nel testimone non trattato. Questi sintomi sono andati poi evolvendo, a un secondo rilievo del 4 di luglio vediamo la netta differenza tra la strategia in cui è stato inserito il Folpan Energy nelle fasi tra fioritura e allegagione rispetto alla strategia dei competitor, quindi vediamo come questo prodotto nei casi più difficili, nei momenti più difficili dell'anno, riesce a garantirci un'ottima adesività alle cere e un'ottima perdurata dell'efficacia.
Quindi, per fare il succo e chiudere la mia presentazione, perché inserire Folpan Energy all'interno di una linea di difesa antiperonosporica? Ovviamente per l'elevata attività nei confronti della peronospora dovuta ai due principi attivi sinergici, la buona adesione alle cere, la capacità di resistere al dilavamento, l'efficace attività nei confronti delle scoriosi e del black rot e l'attività nei confronti della botrite. L'inserimento nelle linee guida nazionali e regionali ci permette di utilizzare questi due principi attivi e in ultimo, ma non per ultimo, il rinnovo recente della molecola Folpet ci dà una garanzia di poter affidarci a questa molecola anche per il futuro. Io con questo ho finito, vi ringrazio. Grazie Lorenzo, grazie. Allora per la chiusura di questo format, questo forum fitoiatrico, chiamo ovviamente il direttore di Condifesa di Treviso Vicenza Belluno, il dottor Filippo Codato, il quale svilupperà anche, farà un cenno di quello che si sta sviluppando attorno anche a questo forum. Per quello che mi riguarda il mio compito finisce qui, naturalmente ringrazio tutti voi, ringrazio Nicola Massacesi e Giuseppe Boatola per la collaborazione. Grazie Fiorello, grazie a tutti voi per la disponibilità, per la pronta risposta che avete dato anche quest'anno a questa opportunità. È la 20ª edizione, sapete che dall'anno scorso abbiamo aggiunto anche una pubblicazione legata a questo forum, che è quel documento che l'anno scorso abbiamo stampato e che quest'anno per ora è disponibile in PDF, ma lo integreremo con i QR code dei video registrati oggi e valuteremo poi se effettuare una stampa cartacea o divulgarlo semplicemente in formato PDF, perché anche l'anno scorso ha riscontrato un vivo interesse quel tipo di documento lì. Quindi intendiamo continuare a valorizzarlo, vediamo se anche quest'anno lo presenteremo a Vinitali, ospiti di Proseco Doc, come è successo l'anno scorso, assieme allo studio dei costi che abbiamo aggiornato a fine 2025. Ecco, quindi io veramente vi ringrazio anche chi di voi ci ha supportato anche per la manifestazione Vinea che abbiamo fatto in Fiera Santa Lucia. Vogliamo che sempre di più queste iniziative diventino in qualche modo integrate in un unico sistema di diffusione della conoscenza e delle competenze, delle capacità tecniche, insomma, che anche voi portate nelle aziende ovviamente viticole. Quindi io concludo qui invitandovi tutti il 7 di marzo, dove organizzeremo una vita in campo invernale su potatura e impianto nel Vicentino, quindi partiremo da Cantine Vitevis e da lì poi avremo 3 siti con prove dinamiche in campo, con robot di potatura, di prepotatura, stralciatrici e quant'altro, quindi avremo veramente un'altra ulteriore opportunità di portare conoscenza, portare un contributo tecnico innovativo ai nostri soci, insomma ai nostri associati. Quindi io veramente vi ringrazio ancora, ora ci dedichiamo anche all'apertura della campagna assicurativa che ovviamente le temperature che si stanno realizzando in questi giorni e sono previste per i prossimi giorni ovviamente accelereranno la ripresa vegetativa, abbiamo già qualche fioritura ovviamente su albicocco e quant'altro e via via arriverà anche il resto ovviamente, quindi siamo a fine febbraio e niente di strano, ma dobbiamo essere pronti anche a questo, insomma, ecco, quindi io veramente ringrazio ancora, ringrazio anche tutti quelli che hanno seguito in collegamento streaming, avevamo mediamente un centinaio di collegamenti e poi sapete che tutti questi video verranno rilanciati sui nostri canali social e invitiamo anche voi a valorizzare ovviamente i vostri interventi tramite appunto quello che troverete sul nostro canale Condifesa TVB di YouTube. Ecco, un ringraziamento ancora, buona giornata, buon proseguimento.